E grazie sempre a Gianni e Fricchian per questo bellissimo video con musica, immagini splendide che ha creato lui. Perciò questa mattina abbiamo aperto con questo video per far capire la bellezza della natura, questo Summer Dream, sogno d'estate, quante donne avrebbero sognato di diventare o di fare cosa e non ci sono più, o sono in carrozzina, massacrate a livello psicologico, massacrate da uomini che non capiscono il rispetto di questa persona e continuano a infierire. Ne parleremo anche alla fine della trasmissione, dove ho dedicato questa poesia e questa lettura della Costituzione, soprattutto per far capire l'importanza della certezza della pena che non arriva mai per queste famiglie che hanno perso i loro cari. Si parla d'altro, adesso si parla solo di Europa, di politica, di guerra, senza pensare a tutte le guerre che stanno facendo queste persone, queste famiglie, queste donne, queste madri, questi uomini per sopravvivere. Ne parleremo questa mattina con Renato Bilibio, ex infermiere, già infermiere ma che fa di tutto e di più, e ringrazio veramente da Padova, che è collegata con noi, Katia Moletta, mamma e fondatrice di un'associazione importantissima. Si parla di malattie rare. Grazie Katia Moletta di essere qui. Ecco, io partirei proprio da lei, Moletta. Tutte queste donne uccise, tutte queste madri, questi bambini che rimangono senza questa figura fondamentale, determinante. Ecco, 50 donne in 5 anni. Poi parleremo anche del suo caso, di quello che è riuscita a creare lei nonostante le difficoltà. Ma cosa dice lei come donna? Ma cosa sta succedendo? Cioè questo vuoto di memoria che ha detto anche l'ultima persona, l'ultimo uomo che ha buttato, pensate, buttato dalla rinchiera, sembra così almeno, questa donna pensa, ma io non so, ma cosa sta succedendo secondo lei? Lei invece che sta veramente cercando di fare di tutto e di più per la sopravvivenza, proprio per la qualità della vita delle persone che nascono, purtroppo diventano con delle malattie rare incredibili. Prego. Beh, io buongiorno intanto e veramente grazie. Mirella, lei mi chiede, parliamo di un tema veramente a cui sono molto sensibile e che mi fa molto soffrire. Mi viene in mente la canzone di Mia Martini che dice perché gli uomini sono figli delle donne ma non sono come noi. Ed è vero, nel senso che noi siamo profondamente diversi, il maschio e la femmina sono diversi, ma nella diversità dobbiamo trovare la completezza e in qualche modo specchiarci, nel senso che quello che non ho io hai tu, indipendentemente poi dal sesso, dovrebbe essere così, e dovremmo camminare insieme ed aiutarci, no? E fa parte del camminare su questa terra, credo, no? Vivere le esperienze condivise con gli altri, e credo che il problema sia fondamentalmente questo oggi, questo tremendo individualismo ed egoismo che viene poi più facile, ahimè, scusate, agli uomini, perché viviamo in una cultura patriarcale, quindi per l'uomo è più facile perseguire, pretendere, volere, vive meno i compromessi o le difficoltà di poter fare anche pensando comunque all'altro, all'altra. Perciò secondo me sì, è un aspetto culturale molto difficile che mi spaventa molto. Io sono mamma di 3 maschi e ci penso spesso. Penso spesso a come saranno i miei maschietti e spero che ricordino che siamo tutti esseri viventi, che siamo qui per dare qualcosa l'uno all'altro, anche nella diversità, anche nel non l'accettazione, anche nel rifiuto di una qualora insomma si presentasse un momento in cui la persona con cui tu vorresti avere una relazione di qualsiasi tipo, che non sia anche solo strettamente amorosa, non la pensa come te e non vuole continuare un percorso in tua compagnia. Spero che ci sia la massima accettazione, ecco, come comunità. Allora, Katia, adesso parliamo anche dell'associazione che ha fondato lei, questa mamma è fondatrice di questa associazione. Allora spieghiamo, Katia Moletta.
Allora io ho fondato in lockdown nel 2020 un'associazione che si chiama San Filippo Fighters. I fighters in inglese sono i combattenti e i combattenti sono i bimbi affetti dalla sindrome di San Filippo, che è una malattia neurodegenerativa, ahimè, senza una cura, di cui è affetto uno dei miei 3 figli, Francesco, che oggi ha 10 anni e mezzo. Io sono la fondatrice di questa associazione, come ci sono milioni di mamme e genitori che in Italia e nel mondo hanno fatto quello che sto facendo io, insomma, perché per amore e per difendere, se vogliamo, o per in qualche modo dare qualcosa, dare a chi meno ha, si fanno delle cose straordinarie, credo, e si difende quel diritto alla vita e alla qualità di vita che tutti, e quindi ci riallacciamo anche al discorso più ampio, ma la qualità di vita è un diritto imprescindibile che dobbiamo difendere l'uno l'altro. Ecco. I San Filippo Fighters nascono appunto in un momento difficile, in lockdown per tutti, ma in cui per i nostri bambini che sono appunto affetti da questa malattia neurodegenerativa, loro nascono apparentemente sani, hanno un gene difettoso nascono apparentemente sani perché per i primi anni di vita, fino ai 3-4, sono bimbi normali, cioè imparano a gattonare, camminare, parlare. Si comincia a percepire che c'è qualcosina forse che non va, un po' di iperattività o impaccio motorio, ritardo nel linguaggio, ci sono delle manifestazioni, diciamo, di neurosviluppo che ti fa capire come genitore che c'è qualcosina che forse non è al pari con i coetanei, e quindi si comincia ad indagare. È difficile arrivare a una diagnosi puntuale oggi, è ancora difficile, perché si pensa appunto a un disturbo del comportamento piuttosto che a un disturbo dell'apprendimento o l'autismo. Allora facciamo così, Katia, guardiamo anche questo trailer che lei ci ha mandato, che è molto importante a casa per capire di cosa stiamo parlando. Andiamo a vedere e poi lo commentiamo. Sì, grazie. E qua stiamo andando a toccare cose personali. Storia in realtà è la nostra storia. Il sogno più grande è fermare il progresso della malattia dei miei figli. Prima della diagnosi era piena di sogni e tanti desideri. Non ce l'ho. Voglio stare bene con Giorgio, vivere serenamente Giorgio e vederlo sorridere, perché adesso sorride davvero poco e invece quando ride ti cambia la giornata praticamente. La mia storia con Raul è una storia d'amore. È brutto vedere un figlio e vedere la sofferenza di un figlio. È un meglio all'inizio pensare che sia sano e poi piano piano vederlo spegnere. Cioè, insomma, il mio sogno più grande è quello che altre famiglie non attraversano tutte le frustrazioni che abbiamo passato noi. Dopo la diagnosi, questi sogni, questi desideri sono andati giustamente in frantumi, sono nati degli altri desideri. Di trovare appunto una cura per la mucopolisaccharidosi 3. Ti cade il mondo addosso perché tu finisci, cioè tu non riesci più ad avere una prospettiva, non riesci più a pensare al futuro. Questo bambino è come se avesse una clessidra al contrario che giorno dopo giorno si sta consumando. Sei in panico, non sai cosa aspettarti, non sai cosa fare, non sai come vivere questo fardello.
che porti sapendo che tuo figlio ti peggiorerà, ti lascerà. L'attitudine di vita che noi abbiamo, cioè goderci Davide ogni giorno e affrontare le cose giorno per giorno senza fare progetti a lungo termine. Senti Lorenzo, ma una cosa che invece non puoi fare con Francesco ma che ti piacerebbe poter fare, quale sarebbe? In generale giocare. Vedete, questo video fa capire l'importanza di capire quello che è necessario oggi. Queste guerre non sono solo guerre fatte con le armi, sono guerre fatte da questi genitori, da queste mamme che stanno cercando di dare un perché a queste malattie, perché non si investe abbastanza nella ricerca, perché non si è abbastanza ascoltati, perché. E invece un perché ci dovrebbe essere. Forse la ricerca, la scienza riuscirebbero a trovare un perché o dei perché a queste malattie rare, a questi bambini che chiedono solo di giocare. Questi sono i problemi. Allora, Renato Bilbio, ex infermiere, già infermiere, dopo aver visto questo video, sentito questa mamma, queste mamme che stanno lottando, questi papà, queste famiglie, questi sono i problemi e noi ci lamentiamo magari per un qualcosa che non esiste. Prego. Allora, io ti dico una cosa, capisco benissimo la signora, io ho vissuto uno stato di stress con mio figlio piccolino. Io avevo una mia ex moglie balbuziente, mio figlio balbuziente. Cioè, per un certo periodo, diciamo, che poi è una cosa risolvibile, perché con il linguaggio, un po' di rieducazione, riesci a limitare moltissimo. Ma mio figlio mi creava ansia, ero in ansia io per lui, perché lui stava male, doveva fare la prima comunione, dall'emozione lui non riusciva a leggere, perché era balbuziente. Questo è un piccolo problema che nel tempo si è risolto. Invece questo, il diritto di essere un bambino, di essere normale, di creare una struttura per i genitori, non si riesce, perché nella ricerca non si investe. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Purtroppo a badare queste robe qua non avevamo né altri italiani da vergognarsi, perché queste persone che hanno questi problemi con i figli non vanno a domandargli a carità nessuno e a salute dei suoi figli, e c'è un diritto e lo Stato vada a pensare prima a quelli che sta male e dopo quelli che sta bene. Queste persone che sono qua abbandonare a se stesse, perché bisogna che faccia tutto col suo tempo, con tutto con quello che spiega lui. Non è giusto far vivere la gente così. I nostri politici vanno a vergognarsi e invece di andare a dar Sanremo che roba, vanno a una serata, un programma così e dopo voglio vedere se va in letto e dorme tranquillo, con la mente tranquilla di aver fatto qualcosa per chi che ha veramente bisogno. I vanno a vergognarsi, guarda una roba ti dico, se 20 giorni che aspetto le pastiglie, che trovo le pastiglie per cuore, e non ne in farmacia. Pensa, non ne le pastiglie in farmacia. Se 20 giorni che aspetto, i nostri politici vanno a vergognarsi, perché i zio robarne e a salute, a me magari 2 pastiglie, ma questa gente qua che vive una vita così, i vanno a fuori zompo, di ingratitudine che ha sentito verso la sua famiglia, verso le sue robe. Ed è sempre le solite robe, Mirella. E che ti vede qui, va bene, che non ti dà paura di nessuno, ti canti ai politici. Ma questo dovrebbe fare. Quando sta gente sta bene, perlomeno riesce a mediare i suoi dolori. Sta bene il paese. Perché cosa che siete meglio di vedere una mamma quando tu sei ai giardini che gioca al ballone, questo e quello. È la vita, o no? E ora avremo da imparare da queste robe, diventare più buoni,
non tutto quanto è pubblico che ha da dar soldi per stare per brigare. Sarebbe contento che mettesse una tassa, ma no, che vada per gli studi, per guardare e mettere il posto, sta gente qua. Grazie Rinaldo, grazie, vado avanti, se no non ce la faccio. Penso facciano piacere sia a Katia Moletta che alle tante mamme e papà, alle famiglie che stanno lottando per avere giustizia, per avere finalmente voce. Ma quello che Katia volevo chiederle, lei ha detto una cosa importante, come la sento da tante mamme, la sento papà. Katia è la combattente per il mio Franci e per tanti bambini. Perché voi non pensate solo a vostro figlio, pensate anche agli altri bambini, alle altre famiglie che soffrono e che per fortuna ci siete voi che siete un punto di riferimento perché vi cercate, vi scambiate i messaggi, pensate cosa riescono a fare da sole. Quando veramente sei con le spalle al muro, queste mamme si rimboccano le maniche e cercano di trovare delle soluzioni assieme ad altri. Prego Katia. Ma noi in realtà credo veramente che in generale siamo degli animali sociali, abbiamo bisogno di comunicare sempre e la cosa più spaventosa, la cosa più che mi ha atterrito di più dopo la diagnosi era proprio la solitudine, cioè il vedermi sola, isolata, senza sapere chi, come, perché vivesse la mia stessa situazione e come la stesse vivendo, affrontando. Quindi è stata proprio un'esigenza di cercare famiglie, bimbi che avessero la stessa malattia di Francesco e poter con loro condividere, piangere innanzitutto, cioè sfogare il dolore fortissimo, no? che l'amore a volte ti provoca. E poi però cercare anche di star meglio insieme, cioè di dire diamoci una mano, questa è la nostra vita, è la nostra unica vita, c'è una difficoltà in più, ma insieme forse riusciamo a darci coraggio. Ecco. Che è la condivisione del dolore, Katia, o sbaglio? Sì, la condivisione del dolore, non sono sola, condivido il mio dolore con altri. Abbiamo Livio da Padova, poi andiamo da Renato Bilibio. Vai Livio. Mirella, ciao, un saluto ai tuoi ospiti. Ciao. Sono molte le famiglie che soffrono per la mancanza dei propri cari, sia quelle quelle famiglie in cui è stato ucciso un figlio o una figlia, è stato ucciso, ammazzato, sia quelle che perdono in incidenti stradali, sia quelli che perdono i figli per gravi malattie, eccetera. Però io adesso volevo riferirmi del discorso di Vanessa Ballan. Il suo assassino ha chiesto di poter entrare in una comunità. Io spero che non venga accolta questa richiesta. Quello deve scontare l'ergastolo finché vive, perché d'accordo che anche se sconta l'ergastolo la figlia, la ragazza non gli dà più a nessuno. Però è giusto che sconti, insomma, se c'è qualcuno che mi sente che può avere poteri decisionali, non perché io voglia entrare nel merito e ostacolarlo, però questo assassino deve pagare fino all'ultimo giorno della sua vita. Ecco, grazie e vi saluto. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Livio che salutiamo. Allora, Renato Bilibio, cosa vuol dire anche condividere il dolore? Voi, tu sei già stato infermiere, perciò siete quelli che veramente condividono il dolore di questi ammalati, che delle volte basta un ascolto, una stretta di mano, non sentirsi soli. Ecco. Non è solo nel momento del dolore, ma c'è un prima, un durante e un dopo, in cui le istituzioni, come diceva la signora, ti lasciano solo. Il dolore è tuo, grattatelo. È questo che è sbagliato in questa società. Il dolore è una cosa giusta personale, ma quando tu soffri e non ne vieni fuori, chi è che ti tende la mano? Vai dal medico al farmaco. Il farmaco non ti ha risolto il problema. Non siamo pronti, non siamo preparati a far sopportare
il dolore alle persone. Non abbiamo l'equipe sufficienti perché ogni persona al dolore reagisce in maniera propria. C'è chi nella disperazione e addirittura c'è chi arriva al suicidio. Però questo dalle strutture è negato, non è visibile, perché il dolore tuo te lo tieni. È questo che è avvilente, oggi come oggi. Abbiamo perso il capire i problemi e abbiamo perso l'umanità di andare al problema e di capire gli altri. Perché siamo pronti nel momento in cui capita la disgrazia, ma poi, tu vedi, spariscono tutti. Perché è pesante, perché è impegnativo, perché non voglio, perché ho la mia vita, perché questo, perché 100.000 scuse. Non siamo disposti a prepararci né a dare agli altri, secondo me. Io non sono d'accordo con te, Renato, perché abbiamo il mondo del volontariato che invece fa questo. No, ma io parlo delle istituzioni. Calma. Sì. Allora, le istituzioni è anche nel mondo del volontariato. Sì. Penso ad esempio alla protezione civile, che se non ci fosse dovremmo invitarla. Penso a tutte quelle associazioni che operano anche all'interno degli ospedali, che le istituzioni permettono questo, perché sennò non entri, che cercano di dare queste risposte. Il problema qual è? Che sono riusciti a dividere i poveri contro i poveri, ok? I fragili contro i fragili, e come con i campanili. Ecco il problema. Chi ha il campanillo più alto è quello più forte, tutto gli altro è noia. Condivide Katia Moletta quello che dico? Purtroppo abbiamo i campanili anche nell'associazionismo? Purtroppo sì, e ritorniamo secondo me sempre a un individualismo. In realtà credo che soprattutto nell'associazionismo non è importante chi è il presidente, quindi, cioè, non è importante ricordare me o ricordare chi per me ha creato o fatto, è importante la mission, no? È importante quello che si sta cercando di portare avanti per il bene comune, e l'individualismo divide assolutamente, perché sono io che devo vincere su di te, invece qui non vince nessuno, vinciamo tutti se empaticamente ci capiamo, come siamo in grado di fare, e lavoriamo insieme, cioè ci impegniamo insieme per una stessa causa. E là il problema, bisogna fare rete, bisogna essere in tanti, perché in politica contano i numeri. Se tu hai tanti numeri conti, se tu hai pochi numeri non conti. Questo ho fatto anche una specie, stiamo facendo battaglia in regione, perché le piccole associazioni su temi anche importanti, se non arrivi a 10 non fai parte del tavolo. Ma cosa c'entra? Tu guarda la qualità delle persone che vogliono sedersi a quel tavolo e cosa hanno da dire, ma perché guardi il numero? Può essere che 10 non sappiano neanche cosa sia, perché magari ci sono altre realtà, mentre magari quelli che sono in 4 sappiano veramente di cosa stanno parlando, invece che stanno proprio guardando i numeri più che la qualità degli interventi. È questo che mi fa rabbia. Ma tu guarderai la qualità della persona che vuole partecipare. Non penso che ci siano le file fuori delle porte con tutti quelli che vogliono partecipare a questo tavolo. Il problema è che dall'alto fanno la scelta. Tu hai 10 persone, ti ascolto, tu ne hai 4, non mi interessa, non partecipi al tavolo, e magari sono quelli che darebbero anche là. Allora andiamo a vedere anche un altro video molto importante. C'era una volta, sempre di San Filippo. C'era una volta. È così che cominciano le fiabe, quelle con il lieto fine. La nostra non è una fiaba. Sul lieto fine ci stiamo lavorando. Ricominciamo. C'era una volta un bambino di pochi mesi. Era un bambino bello, bellissimo. Aveva delle guanciotte a tirabaci, degli occhi grandi e immensi e un sorriso contagioso. Il bambino aveva imparato prima a gattonare e poi a camminare. Erano arrivate le prime parole e piano piano delle semplici frasi. Era un bambino pieno di vitalità. Amava correre, saltare, andare al parco con gli altri bambini. Amava le torte preparate dalla mamma, amava i biscotti, la pizza, le patatine fritte. Insomma, amava mangiare, follemente.
All'età di circa 3 anni la sua vitalità diventò iperattività. Le sue semplici frasi si trasformarono in un cumulo di parole incapaci di organizzarsi, così come il giocare si era trasformato in un continuo lancio di oggetti, che non era di certo un nuovo sport olimpico. Cosa succede? È un passo indietro agli altri bambini? È una preoccupazione da genitore troppo apprensivo? Ed è così che iniziarono i primi interrogativi. Arrivarono i medici e le loro opinioni. Per alcuni era semplice ansia, per altri invece no. Così arrivarono le prime indagini. Gli studi medici diventarono presto luoghi molto familiari, così come ospedali e centri diagnostici specializzati. Nel frattempo, il bambino aveva guadagnato la sua prima tappa. Aveva compiuto 5 anni, il primo lustro della sua vita. Lustro è una parola difficile da pronunciare per lui. Dapprima non ci riesce, così ci prova con altre, già sentite, più semplici. Eppure non c'è niente da fare. Domande, sempre più domande. E le risposte? Beh, quelle sono sempre meno. La diagnosi, eccola, finalmente era arrivata. Mucopolisaccharidosi. Si faceva fatica a pronunciarla, si tentava di scomporla nel tentativo di capire che cosa significasse. Il suono era sgradevole e lo era ancora di più andare a fondo del suo significato. Mucopolisaccharidosi di tipo 3. Una malattia genetica rara, degenerativa e fatale, rientrante nel gruppo delle malattie di accumulo lisosomiale, causata da un deficit enzimatico. Questo accumulo porta a un progressivo decadimento delle capacità intellettive e motorie. La cura non esiste. Da qui iniziò la corsa, quella contro il tempo, che nulla dà ai bambini affetti dalla sindrome di San Filippo, ma tanto toglie. La capacità di camminare, parlare, deglutire, di poter arrivare oltre la seconda decade di vita. Credete si possa chiamare vita? Noi no. Scusate, ci siamo dimenticati di dire il nome del bambino della storia che stiamo raccontando. E ci siamo anche dimenticati di dire che questo bambino sta correndo con forza e tenacia, affrontando salite sempre più ripide, nella speranza un giorno di ritrovare discese che potrà affrontare da vincitore. Questo bambino si chiama Daniele. Bruno. Francesco. Pellegrino. Matteo. Davide. Giorgio. Giuseppe. Michele. Alessandro. E questa è anche la storia di Clara. Giada. Ida. Gaia. Valeria. Chiara. Giorgia. Anita. Emily Rose. Alessia. E Ginevra. Giorgia. E Francesca. Marta. Questa è stata anche la storia di Christian e Raul. Adesso vi starete chiedendo, voi invece chi siete? Noi siamo genitori, fratelli, sorelle, zii, amici di tutti questi bambini. Siamo qui per combattere e battere questa malattia infima, per darci forza vicendevolmente e aiutare quelle famiglie che sentono pronunciare per la prima volta mucopolisaccharidosi e subito dopo degenerativa e poi ancora fatale. Noi siamo qui perché non possiamo non esserci. Voi al nostro posto che cosa avreste fatto? Noi una scelta non ce l'abbiamo. Vedo Katia Moletta che si commuove a vedere questo video. Io devo ringraziare Katia Moletta e tutti quelli che hanno partecipato a questi video importanti dove sono coinvolti i giovani. Questi giovani che sembra che non ci siano da nessuna parte, che non gli interessi niente, cosa assolutamente falsa, non vera. Avete visto dove sono i giovani, cosa fanno i giovani? Questi sono i giovani che voi non vedete mai, perché se io non facevo vedere questo video, invitavo questa mattina Katia Moletta, voi non sapreste neanche cos'è questa malattia, questa terribile proprio diagnosi che viene detta a queste famiglie che si sono rimboccate le maniche e stanno cercando di avere delle risposte. Abbiamo Mirella da Riese, vai Mirella! Mirella? Allora, io quando ero piccola andavo a scuola, avevo difetto di balbuziente, no?
ecco, e doveva sostenermi la maestra, perché quando leggevo masticavo le parole, non ero capace di andare avanti, allora lei vicino a me mi insegnava bene a leggere. E dopo pian piano c'era la musica, il canto, allora mi ha accompagnato col coro a cantare, a vedere se io stavo un po' meglio, e difatti col tempo cantando mi faceva stare bene, e adesso balbuzzio più niente, però avevo questo difetto. E quei tempi ce n'erano diversi bambini con quel difetto là. Cara però Mirella, il che chiama canto difetto, non è un difetto purtroppo, è un percorso che hai fatto anche tu. Grazie Mirella di questa testimonianza. Allora Renato, cosa vuoi dire rispetto a questa voglia di farcela, di riuscire ad avere delle risposte, grazie anche a questi interventi che vengono fatti all'interno di questi ospedali? Ricordo sempre che nel pubblico si fanno gli interventi, non nel privato, i grandi interventi vengono fatti nel pubblico. Prego Renato. No, io volevo finire di chiarire prima il discorso che la mia parte critica era nelle istituzioni, mai nel volontariato. Perché tanto tu hai parlato di protezione civile, io agli albori della protezione civile cominciai con un corso a Firenze con l'allora sindaco Conti, che poi venne ucciso dalle Brigate Rosse. Quindi io parlavo di protezione civile e i servizi sanitari molto prima che ci fossero. Sì. Ottima lezione. I giovani cosa ci stanno insegnando? I genitori cosa ci stanno insegnando? Che l'associazionismo è la parte vitale, la parte viva, la parte pulita, la parte propositiva. Quello che non riesce a capire è la parte politica. E questa è la mia critica feroce di prima. Perché le malattie aumentano sempre di più. Le malattie rare da conoscere sono sempre di più. La ricerca dovrebbe andare sempre più avanti, però dalla ricerca, se non fai le donazioni volontarie, i soldi per la ricerca sono sempre meno, e questo è avvilente. Noi a questi ragazzi, a questi nostri ragazzi, perché sono i nostri ragazzi, sono i ragazzi del nostro futuro, dobbiamo dare la possibilità di condurre una vita normale e vivere la loro vita. E la loro vita arriva solo attraverso la ricerca. Pubblicità. Io sono Francesco, sono un ricercatore botanico. Oggi vi racconterò di come gli abitanti di questa foresta vivano, si aiutino, muoiono e quanto la vita naturale si assimila all'uomo, più di quanto pensiate. Gli alberi possono vivere proteggendosi l'un l'altro, possono comunicare, possono crescere, possono invecchiare. E allo stesso modo una civiltà stabile, i propri membri cooperano. È la spina dorsale di una società sana. Il desidero combattere. Richiamo a me la mia specie, che uomini e donne possano avvicinarsi, sostenermi, farmi crescere. Come gli antichi sussurri dei grandi alberi. Scrivimi, prendi il tuo messaggio, la tua impronta, sii il mio adulto. Tanto grazie Katia Moletta per far capire anche cos'è questa appunto terribile diagnosi quando viene detta questa associazione San Filippo, che sta cercando veramente di mettercela tutta e di far capire cosa c'è, perché noi non lo sappiamo, noi non sappiamo. Ha sentito Katia le telefonate che sono arrivate? Cioè, secondo me il cittadino partecipa, aiuta, ma deve sapere, certo, conoscere, perciò fate benissimo a esporre, a far vedere, perché forse
stato, e questo lo dico io Katia, forse il nostro silenzio. Tanto loro sanno che noi accettiamo, che noi veramente sopportiamo, che noi Mino va a combattere, cosa ha avuto che fa, tanto nessuno mi risponde. E questo ha fatto sì che loro sono diventati sempre più potenti e in pochi decidono sulle teste di molti cosa fare o cosa non fare, ma sono i nostri soldi, sono i nostri soldi che devono essere impiegati per quello che serve. Prego Katia. Io volevo aggiungere e collegarmi a quello che stavamo dicendo prima della pubblicità e che penso veramente che finché l'interesse economico è quello che conduce, che è il nostro ispiratore rispetto al diritto alla vita, al diritto di trovare una cura, una soluzione. Noi non andremo da nessuna parte, che sia la malattia, il disagio, la difficoltà di una persona o che sia di milioni di persone, non cambia il valore dell'importanza di noi popolo, di noi umanità, nel cercare di dare la miglior vita a ognuno di noi. Quindi anche la persona, l'unica persona che ha una difficoltà, un qualcosa che non riesce a superare da sola, come può essere una malattia rara in questo caso, non può pensare di non poter cercare soluzioni solo perché è unica, è sola, ci sono pochi casi al mondo. Non ci deve essere un riscontro economico per spingere la ricerca su quella malattia. Sentiamo cosa ne pensa Renato Bilibio. Renato. Sono d'accordo con la signora che la ricerca per un caso, per 2 casi, per 100 casi non deve essere merce economica. La ricerca va diretta nella malattia, perché negli anni queste malattie da 1 diventano 100.000. Quindi se non investiamo continuamente in informazione, in ricerca, noi siamo destinati a essere chiusi sempre in una nicchia, in cui le famiglie devono farsi l'associazione per uscire all'esterno e per cercare delle risposte che le istituzioni oggi o non vogliono o non sono in grado di darle, e questo è grave, perché alla fine le tasse volgarmente le paghiamo tutti, e quindi se pago le tasse devo avere dei servizi, e se devo avere dei servizi devo avere anche il supporto, che non è solo quello sanitario momentaneo, deve essere quello di ricerca e di aiuto e di supporto alle famiglie, che è la cosa secondaria ma molto più importante, perché quando hai un caso non sai dove sbattere la testa, ti trovi muri davanti continui. Allora superare, abbattere il muro, stare vicino alle persone e comprendere in primis, perché se non comprendi che quella famiglia è sola, non comprendi tutto il resto. Abbiamo la nostra Celestina da Cavarzere. Ciao Celestina, come stai? Ciao Mirella. Celestina? Sì, ho visto che parlavi e ora no. No, tranquilla. Senti, anche a me mi è morto un piccolo da mucopolisaccharidosi, che era sotto cura a Padova. A Padova mi sempre trovava bene, quando che dopo è morta a 15 anni e mezzo, del 90, diciamo, anche a piccola, finché era a Padova, e mi ha sempre cura bene. Quando che avevo venuto qua, mi ha buttato da parte, avevo fatto tante baruffe per volere il meglio per le fiore, no? E voi a mettermi via, e voi a mettermi. Sono un istituto, mi ho detto no, mi non mi metto via, finché vive, mi ha tenuto casa, e infatti mi ha tenuto casa, e l'ultima volta mi ha portato a Chioggia, e lei mi ha finito, mi ha fatta morire, Bisogna capire il dolore di questa mamma. Grazie Celestina per questa testimonianza anche molto forte. Quando io ho detto, e lo dirò anche a fine trasmissione dove leggerò questa poesia, dove parlerò di queste mamme che io incontro spesso, anche ieri,
Katia, ho incontrato queste mamme che mi farebbe molto piacere farle conoscere. Abbiamo creato l'associazione, le associazioni abbracciano le associazioni e sono quelle associazioni che non vengono ascoltate, quelle associazioni che non riescono mai a sedersi attorno ad un tavolo perché non sono invitate, sembra che non esistono, eppure sono regolarmente iscritte, eppure non vengono ascoltate perché non fanno parte del cerchio magico. Tu non fai parte del cerchio magico, perciò non ti ascolto. Perciò noi abbiamo creato questa importante unione di tante famiglie, di tante mamme, per condividere il dolore, e il nostro obiettivo è quello di arrivare a Roma, arrivare a parlare con la Premier, glielo dico già a Katia Molette, a parlare questa Premier che ti dice: io sono Giorgia, sono una di voi, visto che è anche mamma, allora noi vorremmo capire se veramente ci darà delle risposte o se non ce le darà, perché veramente questa luce sul tunnel qualcuno la deve vedere. Non può essere che queste associazioni vedano solo buio e non ascolto. Perciò adesso le faccio vedere un'altra mamma, un'altra guerriera che fa parte di queste associazioni, è Raffaella Bugiol. Voi non avete idea le battaglie che sta facendo questa mamma, che ha adottato 3 fratellini, Katia, dalla Russia, li ha portati via da un orfanotrofio, non li ha divisi, li ha portati a casa tutti e 3. E nonostante questo è vista come una mamma che rompe le scatole perché vuole il bene di figlia, della Lisa, che non accetta di mettere Lisa in una comunità per diversamente agili, come li chiamo io, perché li chiamo così. Mia figlia è muta ma sente, io voglio giustizia per mia figlia. Andiamo a sentire Raffaella e la meravigliosa Lisa. Riusciamo a dire ciao? Ciao! Avete sentito? Un grande applauso a Lisa, a questa mamma Raffaella e al papà che sono qui presenti, a questa famiglia splendida che supportano questa fragilità. Raffaella che non vuole saperne di mettere questa ragazza nei CEOD perché per lei questa figlia è normalissima, perché non sente, cioè non parla ma sente, ascolta. Hanno vinto 2 ricorsi al TAR, Lisa è ancora a casa da scuola, nonostante i ricorsi, e Lisa ha detto alla sua mamma: cosa sarà della mia vita, mamma? Perché lei ha bisogno della scuola, dottor Di Liberti, ha bisogno dei suoi coetanei, ha bisogno di andare a scuola e noi dobbiamo riuscire a dare questo a Lisa. Raffaella, cosa vuoi dire? Buonasera a tutti, scusate, traduco per l'inclusione. Buonasera a tutti voi. Lo sport è sempre stata una difficoltà per noi, perché questi bambini sono arrivati con l'aereo, quindi io li ho adottati, quindi si sono trovati, lei si è trovata un'etichetta, il fatto di essere stata adottata, lei ha trovato 2 etichette, avessimo trovato dei medici come voi e mi avete emozionato. Io ho trovato l'impossibilità nello sport a scuola, mia figlia era sempre in un angolo, lei no. Nella disprassia, in nome della sua malattia, serve necessariamente lo sport. La prima cosa che avevano detto i medici, riuscirà a dire delle parole se lei la metterà a fare il movimento, quello doppio gambe e braccia, una cosa come 200 metri, poi a camminare, a correre. Io non ho mai avuto delle risposte eccezionali come oggi, per lei oggi è stato importante, volevo che venisse perché torniamo a casa con una forza. Lisa, è vero, oggi non è a scuola, non lo è da molto tempo, deve andare a scuola, noi stiamo lottando. Ecco, come ha visto Katia Moletta, queste sono le mamme che vengono rappresentate in questo abbraccio di associazioni, perché è giusto ascoltarle, è giusto perché stanno lottando con le unghie e con i denti, non solo per il bene dei loro figli, ma per tutti quanti, e sono mamme che stanno condividendo il dolore. Prego Katia. È emozionante, veramente emozionante. La mamma rappresenta veramente la forza dell'amore e devo dire che è l'amore dimenticato che abbiamo oggi che rovina tutto quanto, perché se noi veramente vivessimo e riuscissimo a sentire le nostre emozioni e a condividerle,
riusciremo a superare tante difficoltà insieme, in rete, questo senz'altro, e grazie invece per questa testimonianza che ho potuto vedere, davvero grazie. Posso fare una domanda? Prego. A bruciapelo così. Io vedo che sono sempre le donne, ma i papà che supporto danno a sto punto? Giusto per capire cosa fanno i papà dietro, sono di supporto? Come prendono la situazione? Allora, io sì, devo dire che storicamente noi siamo quelle coraggiose, anche se volete nascondere questa cosa, e si parla sempre delle grandi imprese degli uomini, ma sono le donne che poi prendono in mano le situazioni di difficoltà e che le gestiscono e che creano risorse su quella difficoltà, che poi sicuramente viene condivisa con il compagno, marito, devo dire sì che anche in associazione da noi per la maggior parte attiva al fronte si vedono le donne, anche se i papà, ci sono degli esempi di papà che non se la sono sentita, che hanno abbandonato, devo dire, ma ci sono papà che ci sono, che sono presenti, che per esempio nel mio caso permette a me di poter spostarmi, anche perché noi appunto siamo un'associazione italiana, nel senso che io sono padovana e l'ho creata, ma in Regione Veneto ci sono 6, 7, 8 bimbi, siamo una cinquantina, poco più in Italia, di bimbi, quindi lei capisce che siamo in tutte le regioni, e io mi sono spostata spesso in questi anni per sensibilizzare, per andare nei paesi dove ci sono gli altri bimbi, e questo mi è permesso perché c'è mio marito che comunque sta a casa con i bimbi e si occupa in primis di Francesco, perché non è semplice. I papà ci sono, potrebbero fare di più, sì. Lo posso confermare. Questo volevo io. Lo posso confermare. Katia, però devo anche dire che ci sono i papà. Non posso dire. Però ci sono i papà, Katia, ci sono. Esatto, però non forse posso non dire, hanno il insomma, coraggio che non ci sono, di che essere siamo visibili come voi, nel senso che non sono nella prima fila, ma sono magari nella terza, quarta fila, però è un supporto grande che danno, perché nel momento che la mamma si sposta, perché loro ci sono, bisogna anche dirlo, perché bisogna lanciare anche proprio a loro favore, perché io li ho visti che ed poi è non veramente, si legga che siamo noi mamme, assolutamente no. Raffaella, ci se sono anche loro, ci sono esempi di papà al fronte. Ci sono ruoli diversi, caratteri diversi e sensibilità, no? Perché devo anche dire che noi donne abbiamo la capacità di relazionarci nel dolore, che è una cosa che ai maschi manca maggiormente. Quindi non è una mancanza di interesse o di volontà, io credo che sia una difficoltà maggiore per loro forse per educazione anche, no? A mostrare questa parte di sentimento. Sono d'accordissimo, Katia, in effetti, ecco, io dico appunto che Raffaella, se riesce a fare quello che fa, o Barbara, le Barbare, o appunto anche Monica, e tutte le donne che fanno parte di queste associazioni, è perché hanno dei mariti e dei compagni che le supportano nel momento che loro sono in prima linea. Guardate che sono importanti anche le retrovie, il problema è se non ci sono le retrovie, ma se tu sai che hai la retrovia, vai avanti serena, combatti più forte, perché ci sono le retrovie che ti proteggono, è quello il problema è quando non c'è la retrovia, questa donna che si trova sola anche quando gravemente ammalata, che questo uomo l'abbandona, il marito, perché non riesce a condividere questo percorso di dolore. Questo hanno detto qui quando le ho avuto ospiti. Ecco, quelli sono gli uomini ai quali dobbiamo parlare, non a quelli che ci sono, ma a quelli che non ci sono, perché non hanno coraggio, è difficile soffrire nel male. Prego Renato. No, mi ha fatto molto piacere, perché giusto le donne sono un passo avanti rispetto al dolore dei maschi che si può provare. Comunque rivalutare un attimo il genitore che ti è di supporto mi va benissimo. Svalutare il genitore che non ti dà supporto ma che ti abbandona, questo mi fa altamente arrabbiare, perché quando si dice regge governa chi si fatti si governa, cioè
tu ti prendi il bene della famiglia, ma anche le difficoltà e ti responsabilizzi. Perché quando ti assumi un impegno è troppo facile dire me ne vado. Devi essere presente. E il maschio oggi, grande difetto di presenza, in molti casi ne ha poca. Allora andiamo invece a supportare questa associazione San Filippo con questo video, Marescalco Editore. Andiamo a vedere. La sindrome di San Filippo è una malattia genetica ultra rara che ruba il futuro ai bimbi che ne sono affetti. Non c'è una cura e la durata della loro giovane vita non supera l'adolescenza. Ma c'è speranza, ricerca e sostegno alle famiglie. Abbiamo bisogno di tempo. Regalaci tempo. Sostienici. Per tutte le informazioni su come aiutarci e modalità per donare, vai al sito www.sanfilippofighters.org. San Filippo Fighters. Aiutaci a realizzare un sogno, il sogno di trovare una cura. Allora Katia, come ci saluta, cosa vuole dire? Grazie di essere stata con noi, la contatterò molto presto per far capire se anche lei vorrà far parte di queste associazioni, perché più siamo e più condividiamo meglio è per tutti. Sono i numeri che contano e noi faremo i numeri visto che abbiamo tantissime associazioni. Prego Katia. Ma io ringrazio veramente oggi di avermi voluta come ospite, di poter appunto parlare di una malattia così rara, e quindi già la sensibilizzazione è un aiuto per noi, perché conoscere sappiamo che è già un passo verso una soluzione. Oggi abbiamo parlato di tante cose e mi sento di dire che veramente al di là di tutto siamo persone simili, siamo esseri umani e per questo simili, e dobbiamo cercare di aiutarci, di essere in rete, perché ci sono persone che non possono da sole risolvere i loro problemi e hanno bisogno di... Io me lo dico sempre, sono estremamente fortunata perché ho la possibilità di essere qui, di parlare di Francesco, ma di tutti i bimbi che hanno questa malattia, ma perché è quello che conosco e non è la mia causa, non è migliore di un'altra, è semplicemente quella che vivo e che quindi porto testimonianza. Cerchiamo di guardare intorno a noi, perché ci sono i vicini di casa, le persone che vediamo per strada, che probabilmente hanno bisogno di un sorriso, hanno bisogno di una parola, hanno bisogno di un gesto per aiutarli ad affrontare la giornata, ad affrontare un momento, ad affrontare un qualcosa che è più grande di loro. Allora mettiamoci in rete, tutti cerchiamo di essere in rete e di pensare a chi ha meno di noi. Perché di doni preziosi ne abbiamo tanti, rendiamocene conto e condividiamo il valore di stare bene insieme, della qualità di vita che deve essere una garanzia per tutti, e credo che insieme riusciremo a fare questo. Anch'io ci credo molto Katia, guardi anche la riunione che abbiamo fatto proprio ieri pomeriggio, ecco, mi ha fatto capire questo, l'unione fa la forza, però dobbiamo crederci, non dobbiamo dividere o fare personalismi, perché purtroppo c'è qualcuno che cerca di fare personalismo e cerca di sfruttare l'occasione, l'incontro per fare poi le cose che fa lui. Grazie a Katia Moletta, come ci saluta Renato Bilibio. Posso aggiungere velocemente una cosa in supporto a Katia. Pochi giorni fa che è intervenuto perfino il capo dello Stato, una ragazzina di 14 anni su un social mise che era malata di cancro. I grandi leoni da tastiera arrivarono a insultare questa ragazzina. Questa ragazzina cosa cercava? Cercava un attimo di supporto, un sorriso. L'hanno insultata queste bestie. Cioè è intervenuto il capo dello Stato per dire basta a questo massacro. Vuol dire che non abbiamo rispetto. A questa ragazzina di 14 anni, che gli devi dare l'anima, gli devi dare il cuore. Ha bisogno di un supporto e tu la vai a insultare. Cioè in che società viviamo?
Non ho parole. Oggi mi hai emozionato tantissimo. Però bisogna fare un passo in là e guardare i lati positivi, non i negativi, perché i lati positivi sono molti, sono tantissimi. Il problema è che la visibilità viene data al lato negativo e non a quello positivo. Io difendo i giovani perché per me i giovani sono bravissimi, solo che naturalmente è quello che fa Audios, è il gesto negativo e non quello positivo, che ce ne sono tantissimi tutti i giorni. Perciò grazie a Katia Moletta, mamma e fondatrice di questa bellissima associazione San Filippo. Bellissimo questo nome, io avrei messo Guerrieri invece che il nome in inglese, perché a casa capiscono meglio Katia. Ecco, io avrei messo proprio San Filippo Guerriero o Guerrieri. Essendo rari siamo in rete con le associazioni lo so, del però mondo. sarebbe bello, perché noi questi termini inglesi anche a casa, i nostri diversamente giovani come li chiamo io, e poi mi dice ma cosa vuol dire Mirella sta roba? Perciò i termini sono anche importanti, anche scritti in italiano per i diversamente giovani, che io adoro. Grazie a Katia Moletta, grazie a Renato Bilibio, grazie pubblicità. E vi presento altre due graditissime ospiti, due donne. Abbiamo in presenza la dottoressa Lorella Crema, membro direttivo FISM Treviso, Federazione Italiana Scuole Materne, e abbiamo anche collegata da Torino la dottoressa Emanuela Malorgio, pediatra specialista in disturbi del sonno, che ringrazio tantissimo anche lei, dottoressa Malorgio, di essere qui per capire veramente cosa sta succedendo a questi bambini che non sanno difendersi, questi bambini che non hanno tante chance perché non vengono ascoltati, non vengono guardati come si dovrebbero essere guardati, sono piccoli. E oltre a essere piccoli vengono messi nelle loro mani degli strumenti atroci, degli strumenti che fanno malissimo, che poi perdono il sonno. Adesso partirà l'estate, io vedo questi bambini sfiniti dopo una giornata di spiaggia, mezzanotte, l'una, fuori, perché i genitori devono stare fuori, perciò loro devono stare con i genitori fuori, sfiniti. Eppure questo genitore che continua a infierire perché lui deve uscire anche dopo cena. Cioè io sono convinta che se poi abbiamo le baby gang, qua lo dico anche a Lorella Crema e alla dottoressa Malorgio, non è tutto colpa di questi ragazzi, c'è qualcuno che doveva accorgersi prima con la prevenzione, perché questi sono estremi, ma gridi di aiuto, di situazioni che veramente sono degenerate perché nessuno ha ascoltato e nessuno ha guardato. Allora partirei proprio dalla dottoressa Malorgio. Prego dottoressa Malorgio, perché i disturbi del sonno penso interessino molto a casa non solo i bambini, i ragazzi, ma tutti noi. Prego. Ma intanto grazie per l'invito alla trasmissione, e devo dire che ha toccato tantissimi punti fondamentali per un buon sviluppo del bambino, sino a partire dai primissimi mesi di vita, arrivare poi all'adolescenza. Partirei dall'ultimo argomento che ha toccato, cioè la non attenzione al bambino, soprattutto in estate, ma direi in quasi tutta l'epoca dell'anno. I genitori fanno un po' fatica a guardare il proprio bambino e a capire che il proprio bambino ha delle necessità, delle esigenze completamente diverse rispetto a quelle dell'adulto. L'orario che lei ha citato, l'orario estivo ad esempio di andare a coricarsi, di andare a dormire, è nettamente diverso quello del bambino rispetto a quello dell'adulto. Più è piccolo il bambino e più è vero questa cosa. C'è da dire che c'è poca conoscenza da parte dei genitori. Io che mi occupo di questo problema e che cerco di accompagnare le famiglie quando sono in difficoltà, mi rendo conto che davvero hanno poca conoscenza di quelli che sono i ritmi fisiologici del bambino. Le faccio un esempio banale: fanno fatica a capire che un piccolino di 2 anni, di 3 anni ha ancora necessità di fare il sonnellino pomeridiano. Hanno difficoltà a capire che non possono fare il pranzo all'1, all'1:30, alle 2, perché non è il loro orario, proprio non è il loro ritmo circadiano. Fanno fatica a capire quello che diceva lei, cioè che la sera non si può tirare tardi, perché è una gran gioia per il genitore, è una gran fatica per il bambino, anche quando il bambino è super attivo la sera, è super attivo nelle ore tardive della sera, perché in realtà in quel momento viene deprivato di sonno. E un bimbo deprivato di sonno è un bimbo che, come dicevo, ha un guaio sul neurosviluppo,
perché durante il sonno il nostro cervello in parte riposa, ma in parte lavora come un forsennato e lavora per costruire la memoria di tutte quelle informazioni che servono nel neurocognitivo, ad esempio imparare una tabellina banalmente, imparare una poesia. Viene tutto memorizzato durante la notte, il 70% avviene durante il sonno profondo, quindi se noi depriviamo i bambini di questo sonno, uno dei problemi è questo. E un altro problema è il carattere, il comportamento, perché noi abbiamo un centro, che è l'amigdala, che governa il nostro umore. No? Ci fa essere allegri, ci fa essere un po' arrabbiati oppure depressi, di cattivo umore. Se noi dormiamo male, ma anche un adulto questo lo può verificare, un adulto che dorme male il giorno dopo è un adulto un pochino arrabbiato, un adulto un pochino così giù di morale, magari non predisposto alle relazioni con gli altri. Immaginiamoci un bambino piccolo che dorme male, diventa un bambino capriccioso, un bambino oppositivo, un bambino che non ha tanta voglia di stare con gli altri, se ci sta litiga facilmente, e così anche per il preadolescente e l'adolescente diventa un ragazzino depresso che tende poi un po' a isolarsi, proprio perché durante il sonno questo centro che è l'amigdala viene pulito da quelle sostanze cattive, diciamo così, che ci portano a essere persone un pochino più nervose, un pochino più arrabbiate, ci portano ad essere depressi, a essere di cattivo umore, non sentirci a nostro agio. Quindi il rispettare i ritmi, soprattutto quelli appunto del sonno, è fondamentale nel bimbo piccolo come nel preadolescente e adolescente. Dobbiamo aiutare i genitori a capire questo e dobbiamo aiutare i genitori a comprendere quanto è diverso il modo di vivere di un bambino più piccolo, di un preadolescente e di un adolescente, perché è tutto molto, molto diverso. Dottoressa Malorzo, eppure questo bambino lo dice: ho sonno, lo grida a volte, ho sonno, lasciami stare, e la vedi quello che sta descrivendo lei, il bambino che diventa irrequieto, diventa anche aggressivo, perché non viene ascoltato. Ma se ti dico che ho sonno, portami a casa che ho sonno, niente da fare. Poi questo bambino va a scuola, qua viene il bello, poi queste maestre, poverette, devono fare i salti mortali perché sono pochi, ecco, deve capire che ogni situazione è una situazione a sé e non è semplice. Dottoressa Crema, come commenta le parole della dottoressa Manuela Malorzo? Perché poi la palla passa anche a voi, tanto lo porto all'asilo, lo porto a scuola e sono a posto. Perciò io ho esaudito tutti i miei desideri, sono stata fuori fino alle 2 di notte, il bambino vabbè è aggressivo questa mattina, lo porto a scuola. Prego, dottoressa Crema. Arrivano a scuola, hai difficoltà ad accoglierli perché ovviamente è un bambino che non ha la voglia di restare a scuola, non ha la capacità di relazionarsi perché è un bambino stanco, e capita purtroppo non raramente che il bambino si addormenti tra le braccia dell'insegnante. Mi è successo anche di dover chiamare qualche genitore: venitelo a prendere, perché proprio come diceva la dottoressa si addentrano in questo sonno profondo e ristoratore, quindi a volte, non lo nego, li mettiamo anche sul materassino a dormire. E qua cosa commentare della dottoressa? Condivido tutto appieno, tanto che c'è anche capitato in alcune situazioni di dover motivare ai genitori sul perché i bambini di 3 anni vengano, tra parentesi a dir loro, costretti al sonnellino pomeridiano. Perché per il genitore sarebbe molto più fruttuoso che il bambino facesse tutta una tirata dalle 8, anzi a volte anche dalle 7:30, piccolini, a scuola, fino alle 6 a scuola, in modo tale che arrivano a casa, cena fugace e nanna. Abbiamo avuto le nostre fatiche per poter appunto motivare e giustificare questo bisogno del bambino. È un bisogno. E se non dispiace mi ricollegherei proprio a quello che diceva la dottoressa per riportare tutto a quello che è per noi della scuola la scommessa primaria in questo momento: agganciare ed accompagnare i genitori a questa responsabilità genitoriale, la responsabilità dell'acquisizione delle routine, perché come il sonno, il nutrimento, l'abbigliamento adeguato, cioè ci sono famiglie che sembra una battuta, ma dobbiamo anche informare sull'uso della canottiera. Adesso la dottoressa sorride, però nelle scuole succede anche questo. All'accurata igiene,
Quindi proprio l'accompagnare il genitore ad essere genitore, a fare esperienza di adultità, perché il bambino ha diritto ad avere un genitore. Tante volte noi cerchiamo di accompagnarli, cerchiamo di spiegare ai genitori, a volte passando anche attraverso linguaggi difficili per loro. Fino a qualche anno fa ai genitori si raccontava delle regole, della difficoltà di gestire le regole, i tempi di bambini. Ci siamo resi conto che non è un dovere, è un diritto per il bambino, è un diritto acquisire delle sane routine, è un diritto avere per genitore un genitore autorevole. Abbiamo veramente scansato questa parola perché ci riportava ad antiche memorie, perché tra autorevole e autoritario c'è poca, a livello linguistico sembra ci sia poca differenza, però l'autorevolezza dell'adulto è essenziale. Deve avere questo bambino un punto di riferimento, è il faro, la via maestra. Non possiamo più sentire i genitori che arrivano: ha un po' di febbre, ma ha voluto venire a scuola. E per carità, e speriamo non ti chieda di voler attraversare l'autostrada a piedi, perché ha voluto. Infatti chi mi conosce sa qual è la mia ridondanza. Sì, ma chi è il genitore? Allora, chi è il genitore? Ieri, dottoressa Malorgio, ha avuto il presidente del CONI del Veneto, il dottor Dino Ponchio, lui era un professore di atletica, di ginnastica, e lui è molto arrabbiato perché dice che lo sport nelle scuole per legge si inizia a fare dalla quarta elementare, mentre lui sarebbe molto orientato a iniziare dall'asilo, a muovere questi bambini. Oltretutto io ho come lei dei pediatri che sono molto preoccupati per l'obesità infantile. Questi bambini, oltre a non essere ascoltati su quello che dovrebbero fare anche nel sonno, anche questi cibi, non parliamo di mense dove si mangia frutta e verdura, no, tabù assoluto, mio figlio muore di fame, ho sentito la sindaca di Casale che è stata qua, ha dovuto rivoluzionare tutta la mensa perché i genitori erano disperati, perché i bambini mangiavano frutta e verdura, non mangiavano abbastanza, avevano fame quando arrivavano a casa, lei invece cercava di dare una dieta veramente salutare. Ma chi è questo genitore, come dice la dottoressa Crema, la dottoressa Malorgio? Perché mi sembra che siano anche dei genitori molto giovani, molto rock, sempre all'ultima moda, questi poveri bambini che delle volte hanno questi influencer e non si capisce bene dove vogliono parare, queste mamme che all'improvviso vengono a mancare, i traumi. Pensate che traumi nessuno ne parla, che traumi subiscono questi bambini all'improvviso, sbattuti di qua, di là, non si capisce. Ma cosa sta succedendo, dottoressa Malorgio? Ma allora, io credo che dobbiamo partire un po' dal punto attuale. I genitori sono in difficoltà perché, come diceva lei, sono giovani, ma soprattutto perché non hanno loro dei punti di riferimento. Teniamo conto che una volta, quando io ero giovane, i miei genitori erano in pensione e mi potevano dare una mano e c'era un'unione familiare molto più forte. Adesso questo elemento manca tanto, quindi effettivamente sono, come dire, un pochino disorientati, però secondo me possono avere le risorse interne se insieme li aiutiamo a orientarsi meglio e a partire dal momento in cui ampliano la famiglia con il primo figlio, col secondo figlio, hanno dei punti di ascolto anche, di aiuto per poter migliorare la loro capacità genitoriale. Devo dire alla collega che è presente adesso che noi ringraziamo le scuole materne perché come pediatri riceviamo sempre da parte dei genitori l'indicazione o comunque le frasi per cui dicono che ma mio figlio a casa questo non lo fa, alla scuola lo fa. E a noi dà il gancio per dire certo lo fa a scuola perché a scuola c'è qualcuno che gli dà dei paletti, alla scuola materna c'è qualcuno che gli dà degli orari e quindi si mangia un certo orario che non è appunto l'1:30 alle 2 ma è le 11:30 a mezzogiorno in base all'età del bambino. Ci sono dei paletti per cui tutti stanno seduti, ci sono dei paletti perché tutti mangiano la stessa cosa e molte volte ci viene riferito che quello che non viene mangiato a casa viene mangiato a scuola.
Certo, perché loro lo vedono mangiare dagli altri. Sono tutti piccoli elementi su cui ragionare, su cui noi discutiamo con i genitori nei primi bilanci di salute, ma dovrebbe esserci molta più comunicazione da questo punto di vista. Comunicazione corretta, perché in questo momento i social stanno dando tante comunicazioni ai genitori che sono veramente un po' di fantasia. Perché? Perché sono coetanei che danno dei consigli prive di esperienze e di conoscenze, e quindi sono consigli un po' di fantasia e un po' anche appropriati rispetto all'aspettativa del genitore. Cioè, a un genitore piace di più sentirsi dire da uno dei social sì, vai pure fuori fino a mezzanotte, oppure ma no, dagli da mangiare quello che gli piace, perché quello gli facilita la vita. Credo però che se tutti insieme lavoriamo bene sulla coppia genitoriale, dando loro delle motivazioni del perché si deve agire in un certo modo e dando poi degli esempi, perché come fa la scuola materna che dà degli ottimi esempi, perché come dico poi tornano dicendo ma lì questa cosa la fa, ma lì questa cosa viene più facile, lì mangia, lì ascolta. Per noi sono dei grossi ganci per poter dire sì, certo, perché lì ci sono delle regole, ci sono delle persone che gli danno delle regole, perché i bambini chiedono le regole. I bambini nella loro crescita hanno proprio bisogno, se tu gli dai dei paletti, gli faciliti la vita. Se questi paletti non glieli dai, per loro è più difficile crescere. È più difficile perché loro devono decidere delle situazioni o delle, diciamo così, delle modalità di comportamento in un'età che non sono in grado di deciderlo. E loro hanno proprio bisogno invece di essere guidati per mano, no? Questo è fondamentale. E il movimento, dottoressa, ecco, questo movimento che io vedo tante delle volte mamme che corrono tutte vestite, in bicicletta, a piedi, delle volte gli ho fermato qualcuno, scusa, ma è la tua bimba dov'è? È a casa, non vuole uscire. Come vuoi dire, vuole uscire o non la vuoi portare? No, non vuole uscire lei. E falla venire in bicicletta, no, non vuole uscire. Ecco, capisce che passano sempre il cerino a qualcun altro. Non è colpa mia, anche se è colpa sua, ma è colpa di mia figlia, è colpa dell'insegnante, è colpa sempre di qualcun altro. Prego, dottoressa Crema. Beh, questi atteggiamenti sono salvifici per i genitori, perché comunque si mettono a riparo. Ed è là che dovrebbe essere dall'altra parte l'educatore, l'insegnante, comunque chi sta accanto a questi genitori. Purtroppo però mi trovo a rilevare che vi siano poche persone che accompagnano queste famiglie. Dovremmo veramente immaginare dei momenti strutturati e non dico obbligatori, ma caldeggiati, proprio per la crescita di questi genitori, perché come diceva la dottoressa, sono genitori che non hanno fatto esperienza. Quindi anche questa semplice domanda provocatoria di ma chi è il genitore? Sei tu che sai cosa le fa bene? Sei tu che sai che le fa bene uscire per la vitamina D? Proprio il richiamare l'adulto ad essere adulto, a fare le scelte da genitore. Poi mi è piaciuta la sottolineatura della dottoressa quando nominava la coppia genitoriale, perché noi soprattutto adesso ci ritroviamo, ma non dico adesso, nel tempo si è avuta questa visione. Io li chiamo i papà che fanno la Madonna. Sa la Madonna che ogni tanto fa le apparizioni e se non sei di Trevignano Romano non la vedi quasi mai, benissimo. Quindi la coppia genitoriale, tu sei genitore, non genitore A, genitore B, ma proprio genitore mamma e papà, con ruoli specifici. Ad esempio per quanto riguarda lo sport, chi meglio del padre? Il movimento, è la fisicità, il buttati, il fatti male il ginocchio tanto poi mettiamo il cerotto. Cioè ci sono dei ruoli, delle esperienze che stiamo mancando, che stiamo veramente rubando ai nostri bambini. Lo sport, come diceva lei, e mi trovo assolutamente d'accordo, se non visto nell'ottica agonistica, ma non penso che il presidente del CONI a questo si riferisse, ma visto nella relazione, nell'acquisizione di tempi, di norme, anche di accettazione delle frustrazioni, perché altra paura dei genitori è ma viene frustrato, e allora io in battuta, beh dai, piuttosto che frustrato, e così alleghiamo un attimino. Cioè la paura di gestire la frustrazione del bambino è la paura del genitore. Perché il genitore ha paura di un bambino che piange? Perché non ha fatto esperienza di gestire la propria frustrazione. Noi dobbiamo veramente prendere per mano questi genitori e a volte provocarli. Io non le nego che spesso sono una provocatrice con i genitori,
perché è il modo per trarli, per attirarli e per avviare quello che purtroppo stiamo cedendo, il pensiero critico. Allora guardate questo video, se lo dico sia alla dottoressa Malorgio che alla dottoressa Crema, anche alla nostra Giusy che è in linea, ma aspetta perché devo mandare questo servizio. Guardate cosa vi faccio vedere, guardi dottoresse, guardate. Questo è il vostro 10° figlio? Sì, vero, 10ª. Sì, era bambina e 10ª figlia, sì. A Gorgo al Monticano mamma Simona e papà Cretu Bogdan hanno accolto con gioia il loro 10° figlio, la piccola Naomi. La bambina è venuta al mondo poco dopo le 19 all'ospedale di Oderzo, lo stesso dove Simona aveva già partorito i 4 maschi e 5 femmine. La bambina pesa circa 3,5 kg, 3,4 kg, è nata benissimo, la signora ha avuto un decorso favoloso e mi ha detto che è stata contenta nelle precedenti 9 volte e si è voluta ritornare da noi, ha voluto ritornare da noi perché voleva rivivere quell'esperienza che ha vissuto in passato, insomma, ecco. Da 15 anni in Italia, lei e suo marito hanno costruito una famiglia numerosa e unita, un vero e proprio record in un Veneto che non fa più figli. Con l'aiuto di Dio, come amano dire i 2 genitori, gestire 10 figli è una sfida quotidiana, ma anche una fonte inesauribile di amore e soddisfazione. Con l'aiuto di Dio noi andiamo avanti così, anche i figli sono una benedizione. Io sono felice perché mi ha dato il Signore questo dono di posso avere 10 figli sani, felici, contenti. Arrivare a fine mese con 10 figli è un po' difficile. Arriviamo bene perché ringraziamo al Signore quello che ne dà. Anche se ammettono che qualche problema lo devono affrontare, il solo stipendio del marito, operaio in un'azienda di mobili, è appena sufficiente per arrivare a fine mese. Tutto costa. E chi vi dà una mano? Nessuno, solo noi. Con un stipendio. Ve lo fate bastare? Sì, sì, sì. La casa comincia a diventare piccola e trovarne una adeguata diventa problematico, ma l'ottimismo non manca. Con tanti bambini non è che ti accettano a comprare una casa o anche affittare adesso che vai con 10 bambini chi ti dà una casa in affitto. Però lei non lo sente come un peso il 10° figlio? No, non lo sento come un peso, una benedizione per me, anche una felicità più grande. Nelle prossime ore mamma e figlia verranno dimesse dall'ospedale. Festeggiamo Naomi che è nata con gli amici insieme tutti. E a quanto pare potrebbe non essere l'ultima festa per la famiglia da record. Se viene un altro va bene per noi. Non posso dire questa parola, mi fermo qua. Dottoressa Malorgio, visto che sorpresa le ho fatto, ma quanto bella è questa famiglia. Ma questi bambini, dicevo alla dottoressa Crema, di sicuro non faranno i capricci. Prego, dottoressa Malorgio, come legge questo servizio? Ma bellissimo, intanto questa famiglia fantastica, bellissima perché non si è messa limiti e perché non ha saputo gestire anche economicamente con le proprie possibilità l'arrivo di tanti bimbi e poi si vede insomma che sono 2 genitori che sanno bene come devono comportarsi con i propri bambini, hanno una truppa praticamente, è bellissimo, veramente bella, rara, perché io sono pediatra di famiglia e ho solo 2 famiglie che hanno una 4, una 5 figli, quindi ho tanti assistiti, quindi è una rarità ormai, mentre una volta era la consuetudine avere tanti figli. Sì, abbiamo Giusy in linea, poi corriamo dalla dottoressa Crema perché il tempo è tiranno, vai Giusy.
Buongiorno a tutti. Ciao. Mirella. Scusa Io se ti ho faccio i fatto complimenti aspettare, ma a dovevo mandare il video. Sì, certo. Faccio i complimenti a questa signora che ha 10 figli, però i problemi, Mirella, non sono subito. Più avanti ci saranno i problemi senz'altro per la scuola, per il vestire, per il mangiare e per tutto quello che insomma occorre. Spero che qualcuno li aiuti, perché è una cosa importantissima questa con 10 figli, non è uno scherzo per il mantenimento e con uno stipendio solo. Comunque non importa, gli faccio i miei migliori auguri. Ho sentito dire, dottoressa, a tutte e due dottoresse, che c'è in giro la pertosse per questi bambini dai 4, 5, 6 mesi che sono anche mancati un po', insomma, diversi bambini. E un mio nipote, il suo pediatra le ha detto che non servirebbe adesso fare il vaccino. Non sono tutti d'accordo questi medici di farlo. Uno dice di fare il vaccino e l'altro dice di no per adesso. Non capisco questa cosa qui di voi dottori che non siete d'accordo in certe cose. Vi ringrazio. Grazie Giusy di aver toccato anche questo tema. Lo andiamo subito dalla dottoressa Malorgia, dalla dottoressa Crema. Sì, anche perché è un tema molto importante quello delle vaccinazioni. Allora, i medici che lavorano col sistema sanitario nazionale non possono non essere d'accordo con le vaccinazioni. Le vaccinazioni sono importantissime. La vaccinazione antipertosse viene addirittura fatta alla mamma in gravidanza, perché la pertosse può essere davvero mortale nei primissimi mesi di vita. I bambini vengono vaccinati al secondo mese di vita e vengono vaccinati tutti per la pertosse. Chiaramente c'è chi si può rifiutare, però veramente, ecco, questo è prendersi carico di una responsabilità molto importante. C'è stato un aumento di incidenza, ma non solo della pertosse, in realtà un po' di tutte le malattie, perché probabilmente il Covid ha cambiato un po' il panorama delle infezioni, eccetera, però mortali no, per fortuna. Attenzione, perché chi non si vaccina si torna indietro negli anni in cui non c'erano le vaccinazioni e si può morire di quelle malattie esattamente come tantissimi anni fa. Non è cambiato il panorama, quindi la vaccinazione protegge. Ribadisco, soprattutto noi pediatri siamo tutti favorevoli per le vaccinazioni che vengono fatte ai bambini, perché sono fatte per patologie che sono potenzialmente mortali o potenzialmente debilitanti, ma in modo cronico e in modo assolutamente importante. Quindi non ho nessun problema a spingere verso le vaccinazioni, soprattutto quelle del sistema sanitario nazionale. Noi abbiamo un piano di vaccinazioni col sistema sanitario nazionale che ogni regione declina un po' diversamente, ma che non può astenersi dal seguirlo, quindi può essere 1 a 2 mesi, l'altro 2 mesi e mezzo, non ha importanza, ma poi viene coperto tutto, quindi poi è una scelta veramente che è molto ponderata. Sentiamo la dottoressa Crema come commenta sia il servizio dei 10 bambini che la Giusy, la telefonata, ha detto ma questi genitori cosa pensano di fare? Prego. Coraggio sicuramente, perché al di là di quello che è il mero mantenimento dei bisogni fisici, io ho passato 2 adolescenze con i miei figli, l'idea di passarne 10 è impegnativo, soprattutto dal punto di vista emotivo, proprio della presenza emotiva del genitore. Sicuramente questi bambini non saranno però figli unici, avranno dei fratelli che sono molto più degli amici con cui confrontarsi, con cui crescere. Mi viene in mente anche semplicemente l'organizzazione del mattino prima di andare a scuola, uno aiuta l'altro. Ecco che in una famiglia simile sicuramente c'è l'altro come risorsa, c'è l'altro come supporto, non è una famiglia sola. E anche i genitori, se non l'hanno imparato fino adesso a fare i genitori, penso che siano ben avvezzi a tutte queste modalità, anche al dire no qualche volta ai bambini, anche a gestire qualche frustrazione, perché sono quelle normalità che fanno diventare semplice anche la frustrazione, il pianto, la gestione di tutti quei momenti, chiamiamoli fragili in altre situazioni. Quindi complimenti. Qua devo dire però, devo spezzare una lancia nelle nostre famiglie.
È vero, ci sono sempre più coppie che scelgono di non avere figli, però sono in aumento le famiglie con 2, 3, 4 bambini. Ci sono diverse famiglie utenti, sì, che hanno anche i 4 figli e con grande gioia, perché sono sempre bambini fortunatamente voluti, fortemente voluti. E le vaccinazioni, dottoressa Crema, a scuola cosa si dice? Allora, noi prima del Covid abbiamo la normativa attraverso la quale non possiamo accogliere i bambini che non abbiano intrapreso il percorso. Mi riaggancio però a quello che diceva la signora riguardo alla pertosse. Ci sono state delle forme di, l'hanno nominata così, parapertosse, quindi simili alla pertosse, non mortali, perlomeno non mi risulta, i bambini che abbiamo accolto noi. In questo periodo cosa aiuta tanto? Quello che prima dicevamo con la dottoressa, l'acquisizione di buone routine, quindi l'esposizione all'aria aperta, una sana alimentazione. Stiamo perdendo proprio di vista quella che è anche la sana alimentazione nel rinvigorire questi organismi, perché anche a bambini che hanno spesso la tosse, ed è risaputo ormai che i latticini non è che facciano proprio questo bene, e gli continuiamo a dare i biberon di latte anche quando potrebbero magari far colazione con altro. Senta, dottoressa Crema, io con l'ULS 2 della marca trevigiana, e lo dico anche alla dottoressa Malorgio, ho iniziato già dal 2014 a fare gli orti sociali con le fragilità. Però le fragilità siamo tutti noi, tutti i bambini sono fragili, tutti i ragazzi tutti gli esseri possono umani. essere fragili, perfetto. Perché non iniziare a questi bambini che molti di loro rifiutano la frutta, la verdura, di iniziare a piantare la piantina, raccogliere questo frutto che poi esce, che può essere la zucchina, può essere il pomodoro, può essere tutte quelle cose che loro rifiutano, perché magari se fatto da loro, visto crescere, ecco, forse dovrebbe essere un qualcosa in più che lo stimola a mangiarlo, ma l'ho piantato io, è la mia piantina. Però se devo dirle la verità, dottoressa Crema, io negli orti sociali questi bambini non li vedo i genitori, vedo i nonni, vedo i centri estivi, ma che fanno tutt'altra cosa. Ecco, come lo interpreta questo mio pensiero e perché non collaborare in questo? Ma è tardi, ma è sempre tardi per fare? Dottoressa Crema, mi dà una mano a portare qualche bambino che non mangia la frutta e la verdura a piantare la piantina, poi mangiarsi il frutto che uscirà dalla piantina? Allora, io in molte scuole in cui passo consiglio, se non addirittura faccio fisicamente, l'orto. Perché? Ma non solamente per quella che è la sfaccettatura dell'alimentazione, perché c'è una presa di responsabilità da parte del bambino, c'è una cura, c'è una capacità osservativa, c'è quello che è anche il pensiero critico, ma perché facciamo questo? Cioè c'è tutta una serie di obiettivi. E assolutamente non ultimo l'assaggiare ciò che si fa crescere. Saranno 10 giorni fa che abbiamo raccolto l'insalata cappuccia, nonostante questo tempo era diventata meravigliosa, e i bambini ne hanno assaggiata, non si poteva entrare in mensa, quindi condirla eccetera, e abbiamo concordato, l'abbiamo lavata e assaggiata in classe così come sta. Bella, croccante, e l'hanno chiamata la nostra insalatina croccantina. Bambini che la verdura l'hanno sempre guardata con molta diffidenza, diciamo così. Non l'hanno schifata, ma con molta diffidenza. Quindi assolutamente sì. Adesso stiamo aspettando i primi pomodori che il tempo speriamo ci aiuti, perlomeno per fine giugno, di far maturare. Le fragole le abbiamo assaggiate, quindi un po' sì, l'avvicinare a quello che è il mondo vegetale. Ma la visita alle cooperative. A socializzare assieme questi nonni con i bambini comune. Che gli insegnano. Ad esempio stiamo cercando di fare i cocktail analcolici con un nonno che era uno dei più grandi barman che abbiamo avuto, perciò questo bambino non berrà solo alcol ma berrà anche un cocktail fatto con dei prodotti che non fanno male. Cosa ne pensa, dottoressa Malorgio? Ottime iniziative su tutti i versanti. Il bambino ha bisogno anche di avvicinarsi in questo modo a quello che poi potrebbe mangiare, perché lo conosce, perché lo vede crescere, perché lo sente suo e mette la sua fantasia nell'alimentazione. Questo è ottimo, assolutamente molto molto buono come elemento. E anche il fatto di utilizzarlo come mezzo di socialità e come mezzo di unione anche tra le generazioni, il nonno col bambino, questo di nuovo sarebbe una bella cosa. Devo dire che talvolta i nonni hanno difficoltà a coinvolgere
aiutare, diciamo, o coinvolgere il proprio nipote, perché, e questo è un argomento, magari ne parleremo un'altra volta, talvolta questi ragazzini, soprattutto dalle elementari in poi, hanno troppe attività insieme da fare, cioè hanno tutti i pomeriggi occupati da attività diverse, mentre in realtà sarebbe veramente molto importante che si scegliesse un'unica attività da fare nel pomeriggio e avessimo un tempo che io chiamo il tempo della noia, in cui il bambino, perché è annoiato, con fantasia deve cercarsi delle attività. E allora magari si avvicinerebbe più volentieri con il nonno all'orticello, ad esempio, oppure utilizzerebbe quel tempo della noia per, con la propria fantasia, costruirsi una modalità di gioco e utilizzare degli elementi che ha a portata di mano, come la farina, l'acqua e il sale per fare la pasta di farina e giocare con la pasta di farina, che non fanno più, ma non fanno più anche perché arrivano tutti a casa alle 6:30 dopo aver avuto violino, chitarra, catechismo, pallavolo, giaiuco, ci sono tutti questi sport particolari adesso che sono venuti fuori, mentre davvero dobbiamo insegnare anche ai genitori a creare un momento di noia nei bambini, dove loro con la loro fantasia possono spaziare, e l'orto potrebbe essere un'ottima cosa, perché è un'attività, però un'attività dove poi loro devono mettere le mani, devono dare un pochino loro di fantasia. Devono sporcarsi, sti genitori che mandano magari questi bambini vestiti come dei principini e sanno che magari vanno a visitare un apiario, magari dico come io, guai perché la mamma mi ha detto che non mi devo sporcare, perciò il bambino vive anche male sta giornata dove potrebbe staccare la spina. Però la mia domanda è anche questa: io non devo essere fortunato, dottoressa Crema, ad avere la dottoressa Crema, quell'asilo, quella scuola, io dovrei essere fortunato ad avere quello che mi aspetta di diritto, e siccome non ho i soldi per pagarmi questo centro estivo, perché la famiglia non permette, perché avete sentito i problemi che ci sono e la povertà che sta crescendo, noi mettiamo a disposizione gratuitamente. Apriti Sesamo, vai a toccare il business non va toccato, perciò tu puoi essere la più brava, la più buona, la più anche competente, ma non vieni presa in considerazione perché bisogna portare il business e tutto costa. Ma vogliamo capire che questi centri estivi dovrebbero essere gratis, fatti dagli studenti come facevamo una volta, che il grande aiuta il piccolo, per carità con qualche educatore, ma abbiamo anche il mondo del volontariato e ne abbiamo, non è che dobbiamo sempre pagare, ma ci vuole l'educatore, sì, abbiamo anche quelli gratuitamente. Mi spieghi, dottoressa Crema, cosa sta succedendo a questi poveri bambini, che poi non ne possono più a 14 anni e ne fanno di tutti i colori nel silenzio delle famiglie, che quando bussa la polizia dicono: ma è mio figlio? Prego, dottoressa Crema. Io ho finito le parole, avrei solo parolacce, ma non le posso dire, è vero. Le racconto solo questa situazione. Noi adesso, ai primi di luglio, partiremo con i centri estivi e le racconto di bambini fragili. I bambini fragili durante l'anno scolastico hanno diritto a una addetta all'assistenza se hanno dei bisogni in autonomia e dell'insegnante di sostegno. Durante i centri estivi non hanno diritto all'insegnante di sostegno, ma solo l'addetta alle autonomie. Quest'anno parrebbe, perché si sta ancora mediando, che le ore a disposizione dei bambini con fragilità siano state ridotte da 60 a 50 in un mese. Posso avere solo parolacce perché ho finito le parole? Dottoressa Malorgio, come commenta, ecco, questi tagli dove non si dovrebbero fare, ma si dovrebbero aumentare, supportare questi bambini, queste famiglie che non hanno nessuna colpa, e questo è il problema, non ce la fanno. Io ho un banco solidale, dottoressa Malorgio, mercoledì, tutti i mercoledì, ecco, arrivano queste famiglie, non sono barboni come lo dico sempre, sono famiglie che nonostante anche delle volte un stipendio o 2 stipendi non riescono perché hanno il mutuo, le bollette, non ce la fanno, e per fortuna, e questo lo dico anche a Giusy, che questa famiglia di 10 figli non morirà di sicuro di fame e di vestiti, perché abbiamo queste associazioni che supportano queste realtà, perciò anzi porteremo anche noi un bel pacco, visto che ce l'abbiamo, che non fa mai male. Ma perché non si riesce a capire, perché non venite ascoltati voi che sapete, voi che date veramente il là per capire cosa serve a questa famiglia, a questi bambini, alla scuola? Prego, dottoressa.
Allora, perché non ha una risposta? Perché in realtà, appunto, come diceva la collega, chiaramente i bisogni sono evidenti, non è difficile vederli. Devo dire che se entriamo anche nel discorso non soltanto delle famiglie in difficoltà, ma delle famiglie con bambini con disabilità o diverse abilità, come dice lei, che va benissimo, tocchiamo ancora un argomento ancora più forte, perché in realtà queste famiglie hanno proprio bisogno di avere un sostegno, di avere qualcuno che a un certo punto della giornata gli dà una mano e che gli toglie un po' dalle problematiche delle 24 ore, perché io penso a certi miei pazienti, se determinati sostegni sarebbe davvero molto molto complicato. Il perché bisogna aumentare la sensibilità di chi governa, bisogna aumentare la sensibilità di chi di decidere, ecco, questo è assolutamente importante. Talvolta capita che chi ha il governo è in quelle difficoltà e in quel momento i sussidi arrivano molto più intensamente, ma non possiamo aspettarci questo, cioè dobbiamo riuscire a smuovere quelli che sono tutte le strutture che governano, soprattutto che distribuiscono quello che è il potere economico anche su questo versante. E poi devo dire che è molto importante ritornare anche a quello che dicevamo del volontariato. Una volta c'erano le parrocchie che erano dei centri fortissimi da questo punto di vista, perché creavano sempre dei centri estivi, perché c'erano i ragazzi che crescevano all'interno, che erano i famosi animatori e che poi si facevano carico d'estate appunto di queste attività. Bisogna anche ristimolare queste parti, perché comunque... Sì, ma capisce, dottoressa, e lo dico a tutte e due, che ci hanno messo uno contro gli altri. Tu fai una cosa buona, sì, ma io se non ho visibilità e non mi porti i numeri, e che chi se ne frega della tua cosa buona. Io invece voglio cambiare il gioco, voglio cambiare il registro e vedrà che ci riuscirò, perché è un bene comune questo, è un bene che fa bene a tutti. Abbiamo i nonni che sono divisi dai bambini, le RSA, io lo dico da anni, dobbiamo copiare in qualche paese dell'Europa dove gli asili sono all'interno delle RSA. Qua sembrava che parliamo del demonio, non riesco a capire perché non si faccia, basta copiare, non è che scopriamo l'acqua calda. Abbiamo questi posti meravigliosi, queste ville venete abbandonate, e poi mettiamo questi diversamente giovani dopo una vita di lavoro, di sacrificio, che lo dico anche stamattina, che siamo diventati così grandi e belli è merito loro, del loro sacrificio, e hanno delle pensioni da fame, chiedono letto di caffè al banco alimentare. Questo politici avete fatto, non siamo stati noi, siete stati voi, ma soprattutto l'ascolto. Noi dobbiamo essere ascoltati. Ma chi se ne frega del politico? Ma io lo affronto, ha due occhi, un naso e una bocca ed è pagato per fare quello che vogliamo noi, il benessere della comunità, non i propri interessi. Dottoressa Crema, dobbiamo unirci, perché sennò questi qua ci passano sopra come un caterpillar. Avete visto quei vaccini e cosa è successo? Perché è intervenuta la politica. Se invece fosse stata una politica che si avvaleva di persone competenti, brave, che davano veramente il là, invece no, per i voti hanno venduto anche la madre, questa è la verità, hanno venduto anche questo. Noi ci ritroviamo con genitori in stato confusionale e non faccio il vaccino perché c'è il demonio nel vaccino, mio figlio assolutamente no, il mio figlio è cicciobello, ci mancherebbe che facessi il vaccino a mio figlio. Sbaglio, dottoressa Crema, e dopo sentiamo la dottoressa Malorgio. Perché è successo questo? Le faccio solo una domanda. Quante barriere, quante difficoltà ci sono nell'aprire un centro estivo, un GREST parrocchiale a norma? Quando io ero ragazzina e ho fatto per 30 anni l'animatrice nei GREST, andavi, ti inventavi, ti divertivi, facevi del bene. Adesso hai 1001 norma. No, dottoressa, contesto. No? Sì? Se tu fai parte del cerchio magico, in 3 giorni ti faccio la norma e apri il centro estivo. Ok, e io non faccio però parte del centro esatto, però noi andiamo avanti e noi andiamo avanti. Assolutamente sì. E li creeremo perché facciamo il bene della comunità. E voglio vedere chi ha il coraggio di dire che questo non è vero. Io ho gli orti sociali al Parco dello Storga col centro estivo non deve far parte degli orti sociali.
dei veneti. Perché? Perché ci sono le fragilità. Capisce, dottoressa Malorgio, come funziona? Perciò abbiamo da una parte il CEODO, da una parte questo meraviglioso centro estivo e da un'altra parte i nonni. Ma può funzionare così? Ma può funzionare? E dopo dicono che mi ribello. Certo che mi ribello. E come? Anzi, più paletti mi mettono e più li salto. Perché io credo al mio territorio, al bene del bambino, del ragazzo e dell'anziano. Prego, dottoressa Malorgio. Ma bravissima, anche perché lei parla dell'anziano che è un elemento fondamentale. Io vedo degli anziani che sono all'RSA che potrebbero tranquillamente dare una grossa mano di gestione appunto nei centri estivi, perché hanno esperienza, stanno tutto sommato bene, potrebbero farlo. Ma parliamo anche degli adolescenti, perché una volta, come diceva anche lei, anch'io ho fatto l'animatrice, ma lo facevo da adolescente, no? Dai 17, 18, dai 15 anni in su, e tu impegni questi adolescenti, oltre che gli anziani, in un'attività che li fa crescere in un modo sano, perché incominciano, dovendo dare delle regole agli altri, anche interiorizzarli da futuro adulto, quindi li fai crescere già con quello che manca nei genitori adesso, con l'idea delle regole che devono essere rispettate perché si vive all'interno di una società. E quindi questi centri estivi o anche quelli che potevano essere quelli post scuole invernali, eccetera, sono fondamentali e sono un po' scomparsi. Infatti li ho chiamati prima in causa per questo, perché in realtà sono una fonte di benessere, ma non solo per l'individuo, ma proprio a livello longitudinale. Un individuo che cresce è trasversale perché può coinvolgere diverse fasce di età in collaborazione, mettendoli anche insieme, perché immaginate un anziano che esperienza può trasmettere a un adolescente di 15-16 anni e che si deve prendere cura di un ragazzino di 6 anni. Allora, Fantastico. dottoressa, e anche la dottoressa Crema, adesso faccio vedere chi abbiamo agli orti sociali e poi vi dico il perché. Andiamo a vedere Fulvio Marotto. L'unico al mondo a avere la patente senza mani, senza gambe. Allora, la domanda è: perché questa voglia di lottare, di vivere? Tu dicevi, quando ero in ospedale qui, prego i dottori di ascoltare, il sangue spruzzava su tutta la stanza, non riuscivano a fermarlo e lui continuava a dire: ma cosa fate? Tagliate, tagliate. Prego. Perché questa voglia di vivere, di fare la carrozzina? Non mi serve, non la voglio, devo camminare. In carrozzina è scomodo andare in giro in carrozzina, in effetti. E allora mi sono fatto le gambe. No, è semplice. Dalla carrozzina è passato alle gambe? Sì. Le prime però non funzionavano? No, le gambe, beh, è chiaro che io ho dovuto inventarmele, non è che sapevo come si facevano le gambe, quindi ci è voluto un percorso che sto facendo tuttora, non finisci mai di imparare. Quindi studio sempre e continuo, non è che c'è una fine. E lo sport? Perché tante discipline, provare tutte le discipline? No, non è che le provo tutto, io ho voluto tornare a fare quello che facevo prima, cioè ho fatto degli strumenti per rifare quello che facevo prima. E questo che soddisfazione ti ha dato? Vedi che migliori sempre ogni volta, quindi ti dà lo stimolo, perché per dire in moto guido, sembra assurdo, guidi più veloce di prima, ma in realtà è così, proprio perché l'automatismo, con un arto, con la mano sinistra faccio 8 comandi quando normalmente ne fai una. Uno può pensare che casino, e invece è più semplice che averne uno, però è una storia lunga da spiegare. Sì. Per abbreviare è una storia lunga da spiegare. Era così, era allora, dottoressa, volevo farle vedere questo Malorgio, perché questo uomo, che purtroppo, come è successo a Bebe Vio, stesso problema, non vaccinato naturalmente, è riuscito, e lui faceva il carrozziere, a decidere che lui in sedia a rotelle non ci sarebbe stato, e si è alzato. Si è fatto le protesi, anzi vengono dall'America per farsi le protesi, perché le protesi che fa lui sono incredibilmente valide, lo dicono gli esperti,
ma soprattutto la voglia di vivere. E sa, quando un bambino si è avvicinato, ero anch'io là quel giorno, fatalità, agli orti sociali, una bambina era, e ha visto Fulvio e l'ha guardato e ha detto: ma perché tu sei senza dita? Questa bambina si è fatta la domanda. Lui l'ha guardata e gli ha detto: fammi vedere la tua mano, guarda che forse sei tu che hai troppe dita. Questa bambina si è guardata la mano e sì, forse hai ragione, e potrai dartene uno. Capisce cosa vuol dire l'importanza di stare assieme, questo uomo che capisce la difficoltà che ha la bambina in quel momento di vedere questo monco, di toccarlo, perciò non faceva ribrezzo. Nel momento che lui le ha detto: guarda che sei tu che hai troppe dita, questa bambina dice: posso dartene una io? Capisce l'importanza di stare assieme, ma capisce, non riescono a capire questo, dividono, dividi e ti impera, dico io. Ecco, dottoressa Malorgia e poi la dottoressa Crema. Sì, ci sono poche parole da dire, cioè il video dice tutto e questo racconto che ha fatto lei dice tutto, la possibilità di stare insieme, chi è avanti con l'esperienza, con i piccoli e con anche, come dico sempre, io ce l'ho sempre nel cuore, i preadolescenti e gli adolescenti, perché sono quelli molto in difficoltà in questo momento. Per noi pediatri sono in questo momento quelli che forse ci danno più pensiero, perché sono anche a livello sia psicologico eccetera veramente in difficoltà. Allora, se loro avessero avuto la possibilità quando erano più piccoli di avere a fianco il ragazzino preadolescente e la persona di esperienza, no? L'anziano, la persona che ha avuto esperienze come questo, sicuramente sarebbe stato un arricchimento incredibile. Mi piace molto questa capacità dei bambini di donare, mi piace tantissimo. Questo è veramente che noi poi andiamo a spegnere, noi adulti purtroppo con le nostre modalità anche alterate, non solo dei genitori ma secondo me un po' di tutta la società, questa capacità di essere così generosi come questa bambina che si toglieva un dito per darlo, dovremmo continuare ad averla nel cuore, no? Crescendo, e dovremmo essere capaci di continuare a comunicarla ai nostri bambini. Bellissima come esperienza, non ci sono molte parole da dire. Comunque, dottoressa, vada in internet a vedere cosa fa Fulvio Marotto. Lui scia in maniera incredibile, pattina, va in canoa, lui fa qualsiasi cosa. Se lei vede come corre in moto, ogni tanto parte una gamba e dico: mamma, aiuto Fulvio, che problemi ci sono? Fa le protesi per le bambine per andare in bicicletta, quelle bambine che nascono con questi problemi, perciò fa le protesi perché loro riescono ad andare in bicicletta. Capisce cosa vuol dire unire, per questo io mi batto, perché io dovrò unire queste cose, perché veramente qualcuno dovrà pur vedere questa realtà, che è la realtà che il bambino vuole donare da piccolo, neanche si pone il problema del male, ma come posso darti un dito? Pensate, se ascoltiamo questi bambini forse dobbiamo imparare da loro. Allora, ormai è scaduto il tempo, come ci saluta dottoressa Crema? Io vorrei risottolineare quella che per noi è una parola fondamentale nelle nostre scuole: comunità. Tornare a fare rete con il territorio, con gli enti sociali, dalla parrocchia al comune, agli alpini, proprio per avere tutte le età, per avere esperienza transgenerazionale. In questa epoca va di moda un altro trans. A me piace la transgenerazione, quindi proprio attraverso tutte le generazioni. E a proposito di questo, la invito, non l'ho chiesto alla collega, ma so che l'accoglierebbe volentieri. C'è una nostra scuola affiliata, San Pietro di Felletto, che ha avviato ormai tanti anni fa il progetto La scuola tra le generazioni. È costruita nel giardino di un RSA. Quindi la scuola dell'infanzia incontra i nonni 3 volte alla settimana. Finalmente, dico io, quindi qualcosa si muove. Piacere, io conosco bene, perché San Pietro di Feletto conosco bene, una realtà sempre avanti, sempre che accelera, perciò complimenti veramente questi insegnanti. Grazie. Allora grazie veramente alla dottoressa Lorella Crema, membro direttivo FISMA Treviso, grazie alla dottoressa Emanuela Malorgia, pediatra specialista in disturbi del sonno, di essere stati con noi. Grazie, pubblicità. È
pretestuoso e a questo punto vorrei anche dire in malafede continuare a pensare che questa riforma voglia sottintendere l'intenzione di sottoporre la pubblica accusa a una forma di autorità politica. Mentre l'Associazione Nazionale Magistrati sta valutando l'opzione di uno sciopero da Caerano di San Marco, dove si trova per la campagna elettorale, il ministro Carlo Nordio ribadisce la linea sua e dell'esecutivo sulla riforma della giustizia, e questo al termine della settimana che ha visto il primo ok da parte del Consiglio dei Ministri. Tra i punti più contestati proprio la separazione delle carriere dei magistrati tra giudicanti e requirenti. Non è affatto una riforma contro la magistratura, ma da ex magistrato posso dire che è a favore della magistratura, intanto perché ribadisce a livello costituzionale l'indipendenza assoluta del pubblico ministero di fronte a qualsiasi forma di potere, a cominciare da quello esecutivo. Gli altri due punti chiave della riforma sono la nascita di un'alta corte capace di giudicare gli errori dei magistrati e l'ipotesi sorteggio per la componente laica del CSM, altro aspetto al centro della bufera politica di questi giorni. Il sorteggio, che avverrà nell'ambito di un canestro di persone qualificatissime, essenzialmente tra magistrati, eliminerà il rapporto, il vincolo elettorale, che poi è diventato clientelare, tra elettori ed eletti, e i magistrati saranno più liberi. Insomma, dice Nordio, l'obiettivo è quello di contrastare la degenerazione delle correnti interne al potere giudiziario. Qualche giornalista autorevolissimo l'ha addirittura definito un verminaio. Non sono parole mie, sono parole di Paolo Mieli. Ecco, questa degenerazione ha screditato la magistratura, tutto questo perché gli scandali e questa visione che ha dato questa spartizione correntizia è incompatibile con la dignità e con la libertà e l'autonomia vera della magistratura. Allora, perché questo servizio? Perché noi sentiamo tutti i giorni questa riforma della giustizia. Siccome che coinvolge anche noi, la legge, avete visto, è uguale per tutti, vorremmo anche capire in più, perché noi non capiamo niente. Loro continuano a parlare, loro quando hanno terminato di cosa parlano? Cosa hanno detto? Allora io ho invitato, e ringrazio veramente che ha accettato l'invito, il dottor Antonio Foiadelli, già procuratore capo a Treviso, per spiegare, ecco, con parole più semplici, dove anche a casa si riesce a capire, se c'è questa riforma, se è una riforma che vale la pena di capire, se ci sarà questa riforma, perché c'è uno sciopero in atto, sembra, dei magistrati, però ringrazio anche Laura Groppo, perché poi parleremo di vittime di giustizia, vittime di violenza, vittime di femminicidi e altro. Però partirei proprio con lei, dottor Foiadelli, e grazie di essere qui. Cosa vogliono dire le parole del dottor Carlo Nordio, del ministro Nordio? Francamente capisco che è molto difficile riuscire a utilizzare un linguaggio chiaro e facilmente comprensibile da parte, chiamiamolo, del cittadino, che non ha un'attrezzatura tecnica per addentrarsi in un mondo che può sembrare così lontano. Ma questo mondo non deve essere lontano, deve essere a contatto del cittadino, perché la giustizia deve funzionare per i cittadini, per tutti i cittadini. E come ha detto il Ministro, la giustizia deve funzionare in maniera indipendente, a prescindere da schieramenti politici, di carattere ideologico, eccetera, eccetera. Cosa vuol dire questa riforma che è stata proposta? La separazione delle carriere. È un argomento ormai antico, ma cercando di spiegarlo, facciamo finta, ecco, davanti a noi ci sia una classe di ragazzi di 12-13 anni. Allora, il processo, l'amministrazione della giustizia si svolge attraverso il cosiddetto contraddittorio, cioè secondo uno schema che risale così alla dialettica del filosofo Hegel. La tesi è quella che sostiene la pubblica accusa. La pubblica accusa chi è? Il pubblico ministero, che è un magistrato che lavora a stretto contatto con la polizia giudiziaria, che ha l'incarico di fare le indagini quando si viene a conoscenza di un reato.
Quindi il pubblico ministero propone, sostiene l'accusa. Dall'altra parte c'è la difesa, che espone le ragioni a favore di colui che è stato accusato e sul quale si svolgono queste indagini. Allora si suppone, certo il sistema non è mai perfetto, non esiste al mondo un sistema perfetto, comunque abbiamo colui che sostiene l'accusa, che rappresenta l'interesse pubblico dei cittadini a che tutti osservino le regole, che governano uno Stato, e dall'altro c'è una contrapposizione, perché se ci fosse solo l'accusa libera di fare quello che vuole non ci sarebbe una garanzia di equilibrio, una garanzia che si cerca onestamente e si arriva alla verità. Verità nei limiti umani, ben si intende. Quindi accusa da un lato, difesa dall'altro, in mezzo c'è il giudice che deve essere indipendente, cioè non deve avere né pregiudizi di carattere politico, ideologico o di qualunque altro genere. Deve applicare la legge, la deve fare con la testa, con l'intelligenza, con sensibilità, soprattutto con, come si diceva, con una onestà e una indipendenza intellettuale. Bene. E che cosa succede? Succede che bisogna dirlo, questa non è la riforma della giustizia, questa è la riforma della magistratura che dovrebbe rendere giustizia. Per migliorare il sistema giustizia nel nostro paese occorrerebbero molte altre cose. Comunque, tornando a questo, l'argomento principale e alla domanda che lei mi ha fatto, fino ad ora come ha funzionato? Ha funzionato semplicemente che uno fa il concorso, entra a far parte dell'ordine giudiziario, cioè diventa magistrato e poi chiede di essere assegnato alla funzione giudicante, il giudice, quello che sta in mezzo, oppure alla funzione requirente, il pubblico ministero, cioè colui che sostiene l'accusa, che persegue, infatti in inglese si chiama prosecutor. Finora, o meglio, da sempre, cioè quando partiamo dalla Costituzione, non c'è mai stato il problema, all'inizio, il problema di dire le carriere di colui che sostiene l'accusa e di colui che giudica devono andare separate. Si è sempre fatto affidamento su che cosa? Sul buon funzionamento di questo, ma soprattutto sulla capacità degli uomini magistrati di assumere onestamente e chiaramente la veste o di pubblico accusatore o di giudice. Perché il sistema è diverso? Da noi il problema della separazione non esisteva. Perché il nostro assetto istituzionale prevede che il magistrato pubblico ministero, il pubblico accusatore, non sia soltanto un assatanato attorney come in America che deve far trionfare l'accusa perché dai suoi successi dipenderà anche la sua carriera politica. Per un motivo, perché c'è un articolo nel nostro codice che dice che il pubblico ministero, cioè che colui, il magistrato che sostiene l'accusa, ha l'obbligo di indagare e di ricercare anche gli elementi favorevoli all'accusato. Quindi il nostro sistema pone l'organo dell'accusa in una posizione non di terzo, ma certamente gli dice: guarda che tu quando svolgi la tua funzione interiormente devi atteggiare, e istituzionalmente devi atteggiarti come organo di giustizia, non come organo di mera accusa. Cioè tu devi avere davanti a te, come faro che ti guida, l'idea che bisogna rendere giustizia, non che devi vincere ad ogni costo. Ma perché, dottor Fojadelli, c'è questo insorgere dei magistrati che addirittura vogliono fare sciopero? Le ragioni
le ragioni sono il timore, diciamolo francamente, il timore da parte dell'ordine giudiziario, ma non è che la pensano tutti alla stessa maniera, siamo onesti. Una parte. Non esiste un blocco, non andiamo per blocchi, e per fortuna manteniamo la discussione aperta. Il timore che in questa maniera, frammentando l'ordine giudiziario, il potere politico voglia condizionare più facilmente e l'uno e l'altro, perché evidentemente questo è il primo. Dall'altro la politica, in questo caso il governo, risponde sì, noi rispettiamo l'indipendenza, ma voi magistrati vi siete resi, come dire, vi siete un po' asserviti alle correnti, cioè agli schieramenti che hanno una caratterizzazione ideologica, e questo noi lo vogliamo evitare, perché voi dovete essere indipendenti da ogni logica partitica, ideologica e comunque estranei. Il discorso sul piano tecnico non è essenziale, non è che le cose vanno bene o vanno male a seconda di come vengono sistemate sul piano istituzionale. Vanno bene o vanno male se gli uomini che interpretano, impersonano le istituzioni si comportano così secondo quello che vuole la Costituzione. Il governo faccia il governo e stia fuori dalla magistratura, che ha un compito di garanzia. E voi, signori magistrati, non occupatevi, non fate i fiancheggiatori della politica, in un senso o nell'altro. Ma fate i magistrati? Ma fate solo i magistrati. Attenzione, detta come la dico io, potrebbe attirarmi l'accusa di essere un qualunquista. Non è così, è impossibile come dire, proibire ciascuno di pensarla in una certa maniera, dipende dai propri orientamenti, dalla propria sensibilità, dalla propria cultura, dalla propria appartenenza anche nell'ambito di questa società così multiforme. Quello di cui parlo è semplicemente una tendenza che io chiamo onestà intellettuale. Che dovrebbe essere di rigore. E fede e fedeltà alla Costituzione. La vogliamo ribadire ancora una volta questa Costituzione? Guardi, la leggo tutti i sabati, anche dopo siamo arrivati proprio alla giustizia. La Costituzione sarà anche vecchia sul piano del funzionamento istituzionale, ma sul piano del quadro ideale è ancora oggi un monumento. Sono arrivate all'articolo 108, vede, dottor Fogliadelli, che poi leggeremo alla fine della trasmissione. Esatto. Perciò è importante, capite perché leggo la Costituzione. Vediamo se è ancora in linea Claudio. Claudio? Sì. Buongiorno a tutti, mi sentite? Bravissimo Claudio, ti ho fatto aspettare ma valeva la pena. Hai capito adesso qualcosa dal dottor Fogliadelli? Ma noi che viviamo, noi cittadini la prendiamo più grande a cosa? Perché viviamo in un sistema che da maggioritario, il sistema elettorale, è passato proporzionale. Quindi attualmente stanno governando, parliamo di numeri, 12 milioni di persone, quando 16 milioni di persone hanno votato sinistra, 12 milioni di persone hanno votato destra. In teoria la democrazia dovrebbe dire che dovrebbero governare i 16 milioni di persone. Allora, come mai governano i 12 milioni di persone, cioè a destra? Un'altra cosa, cioè noi vediamo i cittadini che protestano per la scuola, che protestano perché tolgono soldi alla scuola, tolgono soldi alla sanità, ci sono questi problemi, tolgono soldi anche a quelli che avevano promesso per ristrutturare le case, eccetera, eccetera. E i cittadini vedono che si tirano fuori argomenti come la separazione delle carriere, come il ponte di Messina, come molte cose, come la pista di bob, che non c'entrano nulla con quello che volevano i cittadini. Ma se c'hai i cittadini che stanno protestando e sono in molti per queste cose, per cosa vai a metterti a fare cose? Allora lì si capisce che questa minoranza sta facendo le cose che interessa a loro.
E questo è il problema, perché è tutto il contesto, è il proporzionale, e fare queste cose in un proporzionale su una democrazia non dà segno, cioè vuol dire che vuoi cominciare a mettere le mani anche sui poteri, quelli che sono stati separati dal sistema politico. Buona giornata signori. Grazie a Claudio. Claudio ha fatto le sue riflessioni, è semplicissimo, perché governa la destra, perché è unita, mentre la sinistra è divisa. Questa è la realtà, semplicissima. Allora, però adesso io vorrei andare anche dalla nostra Laura Groppo, perché è qui questa mattina Laura Groppo col dottor Antonio Foiadelli, perché è stata vittima di violenza, perché noi tutti i giorni assistiamo a questi delitti, a questi femminicidi incredibili. L'ultima, Giada, buttata dal cavalcavia dopo una lite. Lui non ricordo. Veneto in 5 anni 50 vittime. Senti Laura, ma quando ti alzi e che senti ancora una volta questo uomo che non accetta che questa donna prenda un'altra strada, che se ne vada, questo uomo che si aggrappa al figlio, voleva portarmi via il figlio, sempre quello, il figlio, ma è proprio così o c'è qualcos'altro secondo te, Laura? Grazie intanto per essere di nuovo qui tra di voi e purtroppo per parlare ancora di queste cose. Non vorrei mai più averle ascoltate e nemmeno averle vissute. Purtroppo devo dire la verità che in questo caso forse dopo tanto tempo mi sono di nuovo messa a piangere, perché non è possibile, è un bollettino di guerra. Ci sono delle cose un po' particolari che ognuno vive nella propria famiglia e che quindi è difficile anche parlarne o discuterne. Certo che questi uomini, se possiamo ancora chiamarli così, purtroppo esistono, non accettano niente, non accettano che una persona se ne possa andare, non accettano che una persona possa avere delle divergenze di opinioni, di cose da fare, e poi tirano in ballo i figli come scusa, una scusante, e poi alla fine non si ricordano nulla. Io ho vissuto per 13 anni con un dottor Jekyll e Mr. Hyde, che quando era, chiamiamolo così, nelle sue piene facoltà, era una persona tranquilla, però appena dicevo qualche cosa di contrario esplodeva, si arrabbiava, mi prendeva a botte, eccetera, eccetera. Eri tu che sbagliavi? Ero io che sbagliavo, nonostante io non avessi mai pensato di essere io la sbagliata. Non mi è mai neanche passato per la mente di dire io ho sbagliato, semplicemente ritenevo di essere, come tutte credo, una persona con le proprie idee e il proprio diritto, tornando proprio alla giustizia in questo caso, di poter dire sì o no. Ecco, tutto qui. Io sono stata fortunata, l'ho detto e lo ripeto ogni volta, perché sono qui anche per dar forza a delle donne che reagiscano in un'altra maniera prima di trovarsi in questa situazione come Giada o come tutte le altre donne che purtroppo non hanno avuto il privilegio di rimanere in vita, come dire, la di poter fortuna, la fortuna, una questione anche basta un attimo a volte. Di fortuna. Io ai giudici l'ho detto chiaro e tondo, voi siete fortunati, io ve la posso raccontare. E io... preso una condanna a questo uomo? Sì, è 1 anno e mezzo ed è rimasto tutto lì, cioè da 1 anno e mezzo. Adesso non so in che cosa potrebbe tramutarsi, ormai sono passati parecchi anni. Quindi... E devi ancora avere la risposta? Io non ho più avuto risposta di che cosa si intende per avere 1 anno e mezzo. Forse il procuratore, forse... Abbiamo una telefonata, se no cade la linea, purtroppo. Roberto da Salzano. Ciao Roberto. Buongiorno, vorrei parlare un attimo della giustizia. Oh, mi scusi. Okay. Sei? Volevo parlare un attimo della giustizia. Penso che nel nostro paese possiamo fare qualsiasi tipo di cambiamento, ma penso non possa cambiare niente.
Allora, grazie Roberto, dottor Fojadelli. Roberto da Salzano dice che non crede, non c'è niente che cambia nella giustizia, ma c'è veramente questa giustizia. Io ieri pomeriggio ho incontrato le mamme che lei ha già incontrato all'ippodromo, ho fatto una riunione perché loro vorrebbero una certezza della pena certa, sicura. Chi ha sbagliato deve pagare. Non è possibile che mi abbiano ucciso mia figlia e mia nipote abbia preso 7 anni. Ma cosa sono 7 anni con 2 morti? Ecco, non sono i 20 anni o i 10 anni, è che io voglio la giustizia, la certezza della pena. Come commenta, dottor Fojadelli? Io capisco e condivido l'angoscia di queste persone che pongono a noi queste domande, anche perché purtroppo non siamo, ma credo tutti quanti noi, non siamo in grado di dare delle risposte appaganti. Quello che però io vorrei ribadire qui al tavolo dalla signora Mirella ancora una volta è che non dobbiamo farci prendere dalla ossessione punitiva, mi spiego, perché anche se noi prevedessimo, e non c'è limite, non c'è limite fino all'ergastolo, ma se prevedessimo delle pene severissime, noi in ogni caso non rimedieremo al male fatto, cioè noi non richiamiamo in vita le persone, otteniamo una giustizia che però sconfina con quel sentimento umanamente comprensibile che chiamiamo vendetta. La preoccupazione, e ogni volta che vengo qui lo ripeto, non è questa di punire severamente, perché purtroppo ormai non c'è più nulla da fare, punire il fatto. Il nostro sforzo deve essere soprattutto in un'altra direzione, impedire che quel fatto avvenga, cioè creare una sicurezza stradale che renda l'incidente molto grave un evento assolutamente eccezionale. Cioè la strada non deve essere una fonte di morte, di ferite e di inabilitazione. Deve essere un mezzo che aiuta a vivere meglio. Purtroppo, nel momento in cui dico questo, devo anche ammettere che siamo ben lontani dall'ottenere una sicurezza stradale adeguata. Quindi, bene, e sono d'accordo che la giustizia significa dover pagare il prezzo per il male che hai fatto, e quel prezzo deve essere adeguato alla gravità del male che hai fatto, ma questo viene dopo. Dobbiamo anche metterci, avere tutti quanti, tutti assieme, unanimemente, fare questo sforzo culturale di dire no, noi dobbiamo metterci prima che questo fatto succeda. Allora, mettiamoci prima, dottor Fojadelli. Allora, come risolviamo il problema quando questa donna, nonostante 3-4 denunce, non riesce ad avere la sicurezza di essere al sicuro? Perché questa donna viene portata via dalla sua casa con i figli e messa in una struttura di sicurezza, così si chiama, invece di portare via l'uomo dalla casa, che lei potrebbe tranquillamente rimanere nella sua casa con i suoi figli, con le sue cose? Ancora una volta viene premiato l'uomo che rimane là, e questa donna con i ragazzi, glielo posso assicurare, con traumi incredibili per questi ragazzi, perché si vedono sballottati su posti che loro non accettano. Io ne ho seguito uno che è scappato 3 volte, lo trovavano a casa, io voglio la mia casa, voglio stare a casa mia. Paga ancora la donna che deve subire un autotrauma, lasciare tutte le sue cose, questi bambini che poi capiamo perché ci sono questi traumi, che vengono messi in una struttura per quanto bella, per quanto anche supportata, ma non è più la loro casa. Allora questa, secondo me, dottor Fojadelli, è ancora violenza sulle donne. Ma come possiamo accettare di vedere un Vinitaly dove veramente viene premiato il vino, dove c'è tutta la politica, e poi noi dobbiamo dire attenzione al bere? E tasso zero non esiste, solo in determinati casi, se no puoi bere, e viva il fine settimana dove si beve dappertutto?
capisce che poi uno esce di casa e si fa le proprie regole e fa quello che vuole e non ha giustizia Laura, non ha giustizia quella povera mamma che dice ma è stato un poliziotto che ha ucciso mio figlio, un poliziotto che deve sapere le regole del gioco, che non si beve, non si deve bere e non ha fatto un giorno di carcere. Cosa diciamo a questa mamma? La giustizia arriverà quando? Suo figlio non tornerà più, come dice lei, dottore, e penso che per un genitore perdere il figlio sia la peggior cosa che ci sia. Non ci sarà più pace per questa mamma e per questa famiglia, dovranno reinventarsi un'altra vita e non sarà più quella, sarà sempre la depressione e la tristezza, eppure stanno cercando di rimboccarsi le maniche per avere la certezza della pena. Sentiamo Laura prima e poi andiamo ancora dal dottor Foiadelli. Laura. Allora, io stessa me ne sono dovuta andare di casa, tornando proprio al tuo discorso, con l'aiuto dei carabinieri, perché quella notte stessa che ho deciso finalmente di andarmene, la mattina dopo già la serratura di casa era stata cambiata, me ne sono dovuta andare io, la casa dove vivevamo era in affitto a mio nome, quindi comunque ho dovuto lasciare dentro il mio ex marito, pagare io metà di tutto ciò che erano le spese vive, ovvero dal riscaldamento all'energia elettrica, a metà dell'affitto, perché comunque era tutto a mio nome, e me ne sono andata io e sono stata, come dire, fortunata, perché comunque ho trovato chi mi ha ospitato gratuitamente, mia sorella e mio cognato, e senza volere nulla in cambio, peraltro, e mi sono salvata. Però effettivamente penso a tutte quelle donne che magari con dei bimbi piccoli, cosa che io per fortuna non avevo, perché mia figlia è molto grande, e ha dovuto rimboccarsi le maniche, magari senza un lavoro. E a questo proposito, guardate, ho conosciuto una donna che pensavo di averle sentite tutte nella mia vita, ma questa proprio credo che di non averla mai sentita, e non è una persona che con una religione, come posso dire, particolare, non entro nel merito, quindi di chiudere magari la moglie in casa, eccetera. Però ho sentito anche di questo. Un mese fa questa donna era ridotta a una larva, cioè questo marito addirittura le impediva di uscire. Non vai a fare la spesa, ci vado io perché tu spendi troppi soldi. I soldi che percepiva come lavorava in un call center e tutto al marito, cioè una schiavizzata, ok? E questa donna è una larva, perché voi la vedeste, è una larva. E non ha ancora denunciato niente. È riuscita, per fortuna, perché io stessa, dopo che l'ho conosciuta, gli ho detto ma telefono, ti decidi o non ti decidi? rosa, eccetera, eccetera, e ha detto che ovviamente è nelle mani di un avvocato, eccetera, eccetera. Dottor Foiadelli, prego. Domanda: perché siamo qua a discutere di questo? Per denunciare quello che, cioè, queste cose inaccettabili in una società che pretende di essere civile, e per vedere se tutto quello che si discute in questa stanza, come in tante altre, può servire a fornire un aiuto perché le cose in un certo senso migliorino. Ammettiamo che la società è cambiata, il mondo è cambiato. Queste violenze di cui parla la signora sono purtroppo sempre esistite. Sì. Oggi hanno assunto però delle caratteristiche incredibili. Sono forme, non esito, la parola è grossa, ma che non esito a definire di schiavitù, perché un marito, fratello, quello che è, che tiene direi segregata, prigioniera una persona e le impedisce addirittura un libero esercizio di certe attività come quella di andare a fare la spesa. Uno avrà diritto di uscire, di andare e di spendere i soldi, soprattutto se sono suoi, a prescindere che il marito ha l'obbligo, in ogni caso, se la moglie non ha mezzi suoi, di darglieli. E quindi si crea una situazione di tale dipendenza che è una forma, chiamiamola moderna, attuale, di quella schiavitù che un tempo era invece di carattere fisico ed era addirittura riconosciuta dagli stati.
che cosa fare? Diciamo subito che la nostra attrezzatura preventiva e repressiva è inadeguata. Su questo non c'è alcun dubbio. Occorre mettere mano, ma in maniera molto decisa. Io dico una cosa che forse è provocatoria, ma c'è poco da fare. Queste persone che vivono questi drammi, dal punto di vista della sensibilità politica, non contano. È così. Quanti voti portano? Nessuno. Ecco. Purtroppo la politica è ridotta, e qui il difetto è la mia accusa, che tengo per me, ma è una forma di, come dire, di disperazione. Non basta occuparsi dei massimi sistemi, occorre anche occuparsi del cittadino normale che ha diritto di vivere una vita normale. Quindi, prima mezzi di prevenzione che si chiamano educazione, prevenzione in tutte le maniere possibili, e poi una adeguata repressione di queste condotte, perché la minaccia della pena deve avere una funzione di deterrenza. Però, dottor Foiadelli, come facciamo a fare questo, che abbiamo carceri inadeguate, abbiamo veramente 3 gradi di giustizia, Cassazione, prescrizione, uno ha tanti soldi, magari avvocati veramente di grido, e riesce a farcela, riesce a divincolarsi da quella che sarebbe veramente la certezza della pena, che non arriva, perché riesce pagando ad essere innocente anche se è colpevole, perché questo succede. Allora lei capisce che la prescrizione, se hai i soldi ci arrivi, ma se non hai i soldi non ci arrivi. Allora, com'è la storia per quelli che la stanno sentendo a casa, che vorrebbero anche loro che la legge fosse uguale per tutti? La legge deve essere uguale per tutti, perché così come è scritta è per tutti. Occorre, certamente, ma questo lo dice la Costituzione, occorre anche fornire i mezzi perché questa uguaglianza e questa libertà possa essere affermata. Non basta soltanto propagandarla. Non posso pensare assolutamente che i soldi e la maggiore disponibilità di ricchezza possa condizionare fino a questo punto l'esito della giustizia. Lei parla sempre dei 3 gradi di giudizio. Questi sono una garanzia. Diciamo che bene i 3 gradi di giudizio, bisognerebbe però che le cose andassero più veloci, perché se io devo avere ragione dopo 20 anni, fra 20 anni sono morto. Laura deve ancora avere risposta. Quanti anni sono passati? Cosa sai tu del tuo processo, di quello che è successo? So quello che è stato, come dire, dato, però l'anno e mezzo, però nulla di più, nulla di più. Diciamo che io comunque, voglio dire, comunque mi ritengo fortunata, perché comunque ho avuto giustizia, ecco, da questo punto di vista. Però cosa significa quel anno e mezzo? I 18 mesi? Cioè, sì. Dobbiamo correre perché siamo in chiusura. Io forse lo sto interpretando, però lei mi dia una spiegazione. Un anno e mezzo rientra in quei famosi 2 anni entro i quali il giudice può concedere la sospensione condizionale della pena. Okay. Cioè ti condanno a 1 anno e mezzo. Sospendo la pena perché non hai precedenti tali per cui io ti faccio scontare, ma se entro i 5 anni commenti un altro reato, io aggiungo questa pena più quell'altra e vai in carcere. Avevo interpretato giusto, è una mia interpretazione, perché forse ci sono arrivata con un ragionamento mio. È però. Così, ma se quella che gli inglesi chiamano probation, cioè messa alla prova, non funziona, io ti metto in galera. Ok. Ma vede, ogni volta che io, e qui sono d'accordo con voi, mi schiero a favore di misure certe e anche severe, perché penso che gli uomini dotati di senso di responsabilità debbano sapere che se sbagli paghi. Ogni volta che dico che la pena deve essere severa e anche certa, mi sento accusare di essere un conservatore, come dire, un forcaiolo o altre cose di questo genere. Non è così, al contrario non è così, perché sono talmente contrario all'eccesso della gravità delle pene, ma altrettanto favorevole al fatto che se si minaccia una pena,
quella pena deve essere applicata e anche, diciamo la verità, scontata. Ecco, avete capito dove volevo arrivare questa mattina col dottor Foiadelli? La pena deve essere certa e deve essere scontata nella maniera giusta, certo, nel con modo tutti giusto, i temperamenti. Però questo è quello che vogliono questi familiari, queste persone che subiscono questi traumi incredibili, che sono la perdita dei loro cari che non ritorneranno più. Io ho sempre in mente quel padre che fa parte di familiari vittime della strada, che ha detto: io Mirella apparecchio sempre la tavola, anche dove c'era mio figlio, e spero sempre che quella porta si apra e che lui arrivi. Perciò, detto questo, io non saprei più cosa dire, perché penso che c'è molta strada da fare, però se c'è la volontà politica si arriverà alla certezza della pena. Se non c'è la volontà politica, questa certezza forse non arriverà mai, e questo fa molto male, perché è l'unica cosa che vogliono questi familiari. Loro non vogliono soldi, dottor Foiadelli, loro vogliono che ci sia la certezza della pena, come ha detto lei, nella maniera giusta, ma che ci sia la certezza della pena. Ma io aggiungo, vogliamo anche lavorare per impedire che i fatti avvengano, per creare maggiore sicurezza e perché ci siano sempre meno le persone che piangono un familiare. E con queste parole io vi ringrazio. Adesso leggeremo la Costituzione come tutti i sabati, facciamo proprio di giustizia, e poi leggeremo questa poesia per far capire l'importanza all'uomo di capire di questa fragilità che purtroppo siamo noi donne in certe circostanze. E andiamo con la posta di Mirella. Grazie ai miei ospiti, la posta. Adesso appunto leggeremo la Costituzione quasi come tutti i sabati, poi leggerò 2 poesie che ho estrapolato da questo importante libro di poesie che mi ha mandato e mi ha portato Remigio Bottazzi, Il segreto del tuo sorriso, e ho scelto queste 2 poesie che però parlano agli uomini, a quegli uomini che continuano anche a livello psicologico a massacrare queste donne solo perché hanno avuto la sfortuna di incontrarli, purtroppo, nella loro vita. Come avete sentito anche da Laura Groppo, la famiglia, il Mulino Bianco, che tutti dicono guarda che bella coppia, e poi all'interno c'è l'inferno. L'inferno voluto da questi uomini che non si rendono conto di non essere normali. Anzi, scaricano la colpa sulle donne e dicono che è colpa loro. Ecco, sempre colpa loro, scaricano sempre il cerino. Invece sono loro che non sono normali, purtroppo. E la sfortuna di incontrarli per una donna è terribile, come abbiamo sentito da Laura Groppo e da tutte le altre donne che non ci sono più o che sono ferite mortalmente, psicologicamente, e stanno cercando di rialzarsi. Detto questo, allora iniziamo con la Costituzione. Siamo arrivati all'articolo 107, visto che c'è anche questa riforma contestata anche dai magistrati, sempre uno contro l'altro, anche nella giustizia, questa certezza della pena che non arriva mai, che tante famiglie aspettano. Io ieri ho fatto una riunione con le associazioni, abbracciano le associazioni, con queste mamme, con questi genitori che non rivedranno più i loro figli, e veramente sono distrutte, perché non può essere che 2 morti, 7 anni, un omicidio, perché sono omicidi nel vero senso della parola, omicidi stradali, omicidi sul lavoro, non ha fatto un giorno di carcere, anche nelle forze dell'ordine, diceva questa mamma. Perciò capite lo straccio di queste mamme che veramente non vedono e non vedranno mai più la luce nel tunnel, finché non arriverà almeno la certezza della pena, almeno quella che se la meritano. Allora, i magistrati sono inamovibili, non possono essere dispensati o sospesi dal servizio, né destinati ad altre sedi o funzioni, se non in seguito a decisione del Consiglio Superiore della Magistratura, adottata o per i motivi o con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della Giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Articolo 108. Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia. Articolo 109. L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. Articolo 110. Ferme le competenze del Consiglio Superiore della Magistratura, spettano al Ministro della Giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Articolo 111. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Leggiamo la poesia. Sono ancora vivo. Non so se è la notte che penetra nella terra. Non so se mi stanno raschiando tutte le ossa e mi sprofondo sotto la crosta terrestre. Non so se mi stanno togliendo il cuore per lasciare un vuoto pieno di sabbia. Non so che quello che odo sono campane lontane. Non so nemmeno se c'è amore oltre quella luce, se ci sarà luce e speranza. Perché m'accirco qui nel letto, qui nella strada, qui sottoterra? Perché non so se scrivendo mi sto componendo e respiro e ingoio radici e parole di quelle che trasporta la tempesta? Perché mi resta tanta tenerezza e la sento appena? E perché non so se ora sotto questa stessa terra mi stia facendo la domanda immensa, quella che tutti nella notte sussurrano: sei ancora vivo? E con questa bellissima poesia, era un po' lunga, perciò sabato leggeremo la prossima. Vi auguro una buona domenica.